the way life changes when in love. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish one. Yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from my hoods. Yeah, yeah. Se siamo muniti di un piccolo omaggio floreale, no, è meglio un accidente. Due parole. Pronto, si parte anche oggi, 7 novembre 2024, con due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Alvise Ferialdi, Presidente Associazione Buongiorno Marghera, grazie buongiorno, Ferialdi di essere qui. Saluto anche da Padova il Professor Giampiero Avruscio, Presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Grazie Professor Avruscio di essere qui con noi, veramente grazie a lei Mirella, grazie. Allora io partirei proprio con Alvise Ferialdi, poi siamo partiti con questo video anche per ricordare questa Pierina, questa nonna, la nonna che abbiamo visto sorridere, cosa difficile ormai sorridere per i nonni con tutto quello che stanno passando e che qualcuno non ha ancora capito che sono dei scrigni meravigliosi e sentiamo anche di cosa si occupa Alvise Ferialdi, cos'è questa associazione Buongiorno Marghera. Prego Presidente Ferialdi. Allora, Buongiorno Marghera fondamentalmente è un network sulla città che funziona grazie ai social, quindi Instagram, Facebook, questa è la base. Ed è un utilizzo, a mio parere, corretto dei social perché cerchi di aiutare le persone. Quindi è un'associazione fatta di persone che cercano di aiutare tramite informazioni e soprattutto, chiamiamolo networking, nel senso mettere in contatto persone. Ho perso il cane, oddio, ho perso il gatto, ho perso un oggetto, ho trovato questo. C'è la buca sulla strada, lo specchio è stato girato, cose banalissime all'apparenza, ma fondamentali per vivere tutti i giorni. Certo, questo sarebbe un po' il ruolo che dovrebbe avere l'amministrazione pubblica, no? Ma nella realtà sono spariti poi tutti i corpi di mezzo, chiamiamoli così, cioè quelli che chiamavamo una volta i partiti veri e propri. Quindi c'era la necessità, e c'è tuttora la necessità, di avere appunto dei cittadini attivi che li sostituiscano e in qualche maniera facciano da tramite tra i problemi dei cittadini e la pubblica amministrazione, e noi siamo questa cosa qua. Avete capito? Non cose da poco, ci sono dei riferimenti importanti come Sveglia Veneti, riferimento per tante persone che non sanno chi chiamare, chiamano Sveglia Veneti e poi Mirella si attiva e cerca di, se può, dare delle risposte. Adesso invece vorrei sentire anche il Presidente, il Professor Giampiero Avruscio, ecco, su questa pericolosità che c'è anche all'interno degli ospedali ormai. La gente comincia ad aver paura, medici e infermieri lo stesso. Io mi domando se c'è qualcuno che forse non ha capito, qua parlo della politica, Presidente Avruscio, che forse qualcuno ha alzato l'asticella perché non c'è la certezza della pena, ognuno può fare quello che vuole, tanto qual è il problema, invece il cittadino ha bisogno di capire che è in sicurezza, specialmente in un ambiente delicato come è l'ospedale. Poi parleremo anche di sanità. Com'è la situazione? Come la vede lei dalla sua angolazione, Presidente Avruscio? Ma io vedo che sta peggiorando per quello che riguarda anche le recenti aggressioni in cui uno degli infermieri ha rischiato proprio la vita se insomma non avesse avuto buone gambe per scappare. C'è da dire che è più a rischio molto il pronto soccorso, perché nel pronto soccorso si raccolgono tutti i disagi, tutte le sofferenze che hanno i pazienti che non trovano da una parte una risposta sul territorio. Però il pronto soccorso accoglie anche delle urgenze che sono di tipo psichiatrico, quindi che insomma è una patologia per cui insomma
non è che si può, come dire, non è la stessa responsabilità, no? È come se uno avesse il diabete, non è che tu puoi colpevolizzare uno che ha il diabete, però attui le cure necessarie, le protezioni anche necessarie per il paziente e per gli altri. Io faccio solo una considerazione, vede Mirella, che quando c'è una partita di calcio, una partita di calcio vuol dire che è fatta da associazioni private, no? Perché le squadre di calcio sono private. Ebbene, si muovono un sacco di poliziotti, no? Le forze dell'ordine sono lì a vigilare che l'ordine pubblico venga, insomma, rispettato. Ebbene, i pronti soccorsi negli ospedali sono dei luoghi pubblici, sono dei luoghi dello Stato, della Regione. Ebbene, noi non abbiamo un posto di polizia all'interno dei pronti soccorsi. Allora, come mai che laddove, come dire, ci sono investimenti milionari che sono appunto le squadre di calcio, e allora ci sono un sacco di poliziotti sia nello stadio, fuori, ci sono gli steward anche, però la polizia si muove ed è presente, invece in un luogo pubblico come il pronto soccorso, dove effettivamente si raccolgono, ripeto, moltissime persone che noi non possiamo controllare se hanno o non hanno una patologia, ripeto, anche se raccoglie tutto il disagio che poi si riversa su chi trovi, sul front office, no? Il disagio non si riversa su chi fa le delibere, su chi fa le leggi, su chi organizza la sanità, ma sugli operatori sanitari che sono medici, infermieri, OSS, rischiando anche, come abbiamo visto, la vita. Eppure nei nostri pronti soccorsi non esiste un presidio di pubblica sicurezza. Ecco, questo uno me lo deve spiegare, perché c'è una contraddizione proprio nei termini. E ripeto che poi a farne le spese, vede, non sono i medici e gli infermieri che possono subire queste violenze, attacchi verbali, attacchi anche fisici, perché nella situazione in cui ci troviamo, medici e infermieri vanno via, perché il sistema sanitario nazionale, l'ospedale, non risulta più attrattivo per chi studia una vita, per chi si prepara a curare le persone, per cui poi preferiscono andarsene via. E questo fa il gioco poi dei privati, perché poi si formano anche pronti soccorsi privati dove la gente paga. E quando paga poi dopo è anche contenta perché non assale, non prende a male parole, no? Perché è un'attività libero professionale, e quando il sistema sanitario nazionale e regionale è fragile, soprattutto nella patologia cronica, e allora cosa succede? Che è chiaro che i privati intervengono, come abbiamo visto, per dire in Veneto, a Padova, le multinazionali hanno comprato tutti i poliambulatori di analisi privati, sono in mano alle multinazionali, quindi una ragione ci sarà. Io credo che dovremmo tutti quanti difendere il nostro sistema sanitario regionale, non ho nulla contro le attività private, purché siano, come dire, a sostegno di quello pubblico e non in sostituzione di quello pubblico, perché quello pubblico noi lo paghiamo profumatamente con le nostre tasse e quindi noi abbiamo diritto a riceverlo, però anche in sicurezza. E non come succede adesso, perché lo paghiamo due volte, uno con le tasse e uno perché quando abbiamo bisogno andiamo in privato. Grazie professor Avruscio, allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Pronto? Rinaldo? Sento la televisione ma non Rinaldo. Allora lasciamo Rinaldo che non si sa dove sia andato. Quello Ciao, che però... Mirella, dove eri Rinaldo? Guarda che mi fai perdere troppo tempo, tieni bloccato il centralino e poi non ti trovo, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Mirella. Prego. Niente, è caduta la linea. Allora stamattina non gira. Quello che però vorrei anche capire col professor Avruscio
è che voi è da anni come responsabili, come operatori sanitari state dicendo questo. C'è qualcuno che non ascolta e forse anche tutti questi codici bianchi che arrivano al pronto soccorso, purtroppo il motivo è dovuto perché abbiamo passato un periodo terribile con il Covid. Poi ci mancavano solo questi medici di famiglia, medici di base che sono andati in pensione e non si trovava più il sostituto, ancora adesso mancano tantissimi medici di famiglia e perciò quando uno sta male cosa fa? Va al pronto soccorso. Ma è così difficile far capire alla popolazione che non si può arrivare al pronto soccorso se uno ha un disturbo leggero, che prima... Come si faceva una volta? Tu non andavi al pronto soccorso, tu chiamavi il medico di famiglia arrivava, se era una cosa un po' più difficile, oppure andavi tu in ambulatorio e dicevi che avevi questo disturbo. Si è capovolto tutto, perché? Primo perché appunto mancano i numeri, ma secondo anche noi abbiamo alzato l'asticella. Se arrivo al pronto soccorso sono sicuro che là mi visitano, poi mi arrabbio se aspetto 2 o 3 ore, anche se so benissimo che è un codice bianco, so benissimo che mi devono fare tutti gli esami e gli esami non è che te li facciano in 3 secondi perché ci vuole del tempo, perché quando arrivi là questa è la prassi. Però qualcuno ha alzato l'asticella, sto male, voglio tutto subito. Cosa dice il professor Abruscio? Anche qua dobbiamo imparare anche noi a capire se è proprio il caso di arrivare al pronto soccorso, magari non con un familiare, in 3, 4 a volte, è un caos totale. Anche noi però dobbiamo mettere la goccia sul mare. Cosa dice, professore? Sì, i pronti soccorso ormai sono diventati una sorta di poliambulatorio. Al pronto soccorso si dovrebbe arrivare quando si è in pericolo di vita, però mettiamoci nei panni di una persona che ha un dolore e che non sa da che cosa derivi questo dolore, non trovando una risposta sul territorio, perché non ci sono medici, ma neanche in ospedale ci sono medici. Allora io mi chiedo il tipo di organizzazione che abbiamo, perché il problema è proprio dell'organizzazione del nostro sistema sanitario nazionale. Come giustamente lei ha detto, esistono dei codici, codice rosso, giallo, verde, bianco, ma uno viene assegnato il codice quando arriva al pronto soccorso e non prima, perché prima non viene visto dal territorio. E allora i codici rossi, io le faccio questo esempio, su 100.000 persone che arrivano al pronto soccorso di Padova, solo il 3% sono codici rossi, per dire in che situazione noi ci troviamo, cioè solo il 3%, se si aggiungono quelli gialli si arriva al 5-6%, per dire come il pronto soccorso effettivamente non è considerato più come un luogo dove si arriva perché si è in pericolo di vita, ma una sorta di poliambulatorio. Allora il territorio perché non funziona? Perché vede, e qui c'è anche una responsabilità della politica in generale e anche delle lobby dei medici, mi ci metto in mezzo anch'io, sa? Perché vede, la gente non sa che nel territorio, il territorio intendo i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali interni e esterni, i pediatri di libera scelta, la guardia medica, sono tutte figure che agiscono appunto nel territorio, no? Che dovrebbero fare come da filtro. Ebbene, queste strutture, queste categorie di medici sono dei liberi professionisti, quindi hanno un rapporto convenzionato con lo Stato, un po' come le case di cura, no? Private, che hanno un rapporto convenzionato con lo Stato. Poi quando ci spostiamo in ospedale invece abbiamo i dipendenti, perché gli ospedalieri sono dipendenti del sistema sanitario nazionale. Ora la contrattazione viene fatta a livello nazionale, per cui è chiaro che quando i medici di medicina generale vanno a contrattare il loro contratto, così gli specialisti ambulatoriali, i pediatri di libera scelta, ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino, perdendo di vista
quello che è l'unicità e la centralità del paziente, perché il paziente è sempre quello, che sia nel territorio, che sia nell'ospedale e viceversa, e il paziente è sempre quello. Per cui se ci fosse un contratto unico dei medici, ma questo la politica non lo vuole fare e probabilmente ci sono delle lobby anche dei medici che non lo vogliono, ma se ci fosse un contratto unico, e allora è chiaro che tutti quanti avremmo un contratto unico e avremmo al centro il paziente, perché invece al centro oggi abbiamo l'organizzazione del sistema sanitario. Ripeto, il discorso acuto per fortuna in Veneto ancora regge, nel senso che se io ho un dolore, vado al pronto soccorso, il codice rosso, mi salvano la vita. Ma sul cronico, su tutte quelle persone che devono fare esami e controlli e telefonano al CUP per avere una prenotazione e hanno 2 o 3 cose da fare e vai dal medico a farti fare l'impegnativa e non trovi la linea e devi andare a girare per fare una visita di qua, un esame di là e devi aspettare. Non c'è la presa in carico del paziente, ma il paziente che ha sulle sue spalle la responsabilità di prenotarsi in giro e ruotare intorno a questa organizzazione. Il problema è questo, poi mettiamoci nei panni, abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più, una popolazione sempre più fragile, sempre più sola, e come fa a risolvere? Per cui poi arriviamo che le persone che hanno necessità di curarsi non si curano, perché non trovano la risposta, e chi non ha soldi non può andare neanche a risolvere il suo problema in privato. Questo è il nostro problema oggi. Molto Quindi chiaro, professore, devo correre purtroppo perché ha ripreso la linea Rinaldo, però non puoi bloccare il centralino e andare dove vuoi, perché poi mi chiamano e si arrabbiano. Non puoi bloccarmi il centralino, Rinaldo, mettere il centralino occupato e tu vai, perché poi si arrabbia qualcuno. Vai Rinaldo, veloce. Ti dà ragione. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Prego. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ho sbagliato io, ho sbagliato. Gosto qua un bottone, gosto qua. Come è successo. No, ma te blocchi il centralino dai 8 e mezza. Veloce, dai Rinaldo. Va bene. Intanto voglio salutare il professore, e lo vedo con piacere perché questo è un nostro amico delle rete venete e lo vediamo spesso. E dopo, quello che succede sui pronti soccorsi in quanto riguarda la sanità è una porcania, perché se ti trovassi il medico come che era una volta, andavi dal dottore e ti guardava, e ti toccava, e ti faceva, e ti rassicurava, non ti occorreva andare al pronto soccorso. Adesso, per trovare un medico, è come giocare un terno all'otto, perché ti va avanti 4, 5, 10 giorni prima di trovare un dottore. Ed è una porcaria, perché se ti va con la grana, qui sei, in 2 minuti ti dà il dottore. Ma siamo di parlare di robe, ma i politici non si ama mai, non li vedo mai fuori di fare la coa. O no? È vergognoso, va bene, che sia questa situazione. Ne basta tutti farsi bene, ma cosa fai per la povera gente? Chi si vergogna? Vada a Venezia, gli ha detto il Mose, perché io è presidente, vero? Fatto bene, gli ha speso 200.000 euro. Quanta povera gente gli metteva a posto? Ma le cose, gli poteva portarlo a far vedere le catacombe in piazza San Marco. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, siamo già oltre. Grazie Rinaldo, abbiamo sentito, non bloccare il centralino, ti prego. Quello che però traspare, Ferialdi, è che la gente a casa, cioè non è che la prendi in giro, capisce i comportamenti, cosa si fa. Sì. Forse qualcuno ha pensato troppo al cemento e ha pensato poco al servizio alla persona, come diceva il professor Avruscio, una popolazione che sta invecchiando con molte patologie, con molte fragilità. Esatto. Ecco, chi se ne frega dell'ospedale d'oro se poi non ho chi mi cura e chi mi segue, esatto. E non è solo il medico ma anche l'infermiere e tutto. Forse hanno fatto male i calcoli, questi calcoli adesso stanno pesando, questi
medici di famiglia che avevano un nome, un cognome, una data di nascita, però non si è programmato, non si è fatta prevenzione per il dopo. Perché? Perché si era molto puntato, lo dico io professor Avruscio, qualcuno sapeva benissimo, sulla sanità privata, anche se è convenzionata con il pubblico in parte, perché non può essere che siamo arrivati a questo punto. Una volta eravamo tantissimi, per tutti avevano il loro medico, o no, non c'era problemi, avevamo grazie a Tina e Anselmi una sanità, non un fiore all'occhiello grande così, perché l'hanno trovata questa sanità che funzionava e l'hanno distrutta, che è inutile, e siamo anche fortunati, dicono no, noi la paghiamo, siamo fortunati niente, noi paghiamo la sanità. Prego Ferialdi. Ma il professore diceva una cosa giusta prima, noi paghiamo la sanità pubblica ed è giusto che riceviamo il corretto, la corretta risposta, la sanità ci deve seguire. Noi a Marghera siamo in circa 29.000 abitanti, quindi siamo tanti, e abbiamo un problema anche noi perché il nostro centro della salute funziona male. Noi facciamo dei post e ogni post sono centinaia di commenti di persone che si lamentano e che spiegano anche le motivazioni, quindi sappiamo esattamente quello che non funziona. Ogni medico oggi è andato oltre la propria barriera, siamo tra i 1.500, alcuni anche 1.800 pazienti, quindi il numero è importante. Non possiamo più pensare che i pazienti vengano seguiti nella stessa maniera come diceva il signore per telefono, perché è veramente difficile seguire così le persone. Però quello che manca, come diceva giustamente il professore, manca l'organizzazione. Ci sono alcuni medici che usano i metodi moderni, cito uno per tutti, WhatsApp, anche se WhatsApp potrebbe avere problemi di privacy, cioè mezzi moderni, altri invece che lasciano al centralino telefonico la gestione delle cose. Purtroppo cosa succede? Al centralino una persona magari ci sta 2-3 minuti perché vuole raccontare il caso, perché è anziana, perché emotivamente ha bisogno anche della parola, e questa intasa un sistema di centralino. Forse è il caso che questi medici che hanno autonomia finanziaria, perché ogni medico può contare, mi sembra, su qualche migliaia di euro, adesso non voglio dire il numero esatto di euro per non sbagliare, però i soldi ci sono, quindi affidarsi a un call center professionale, fare quel balzo tecnologico che è fondamentale, perché siamo quasi il 2025, la tecnologia c'è, adesso entra anche l'intelligenza artificiale che dovrebbe essere usata in maniera corretta, altro bel tema di cui discutere. Quindi abbiamo la tecnologia, abbiamo la possibilità, ma qui troviamo cosa, come diceva il professore, altra cosa, una delle lobby, cioè qualcuno che frena rispetto alla possibilità di migliorare il servizio. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno agli ospiti. Io volevo raccontare una cosa che ho visto sabato verso sera che tornavo dalla spesa, e c'era una ragazza vicino a Benetton stesa per terra coi piedi alti che era appoggiata alle fioriere, c'era la mamma, una ragazza giovane. Allora io gli dico, Madonna, stai male? E sta ragazza mi dice, sì, perché devo avere un caso di pressione, e la mamma allora interviene dicendo che è andata a prendere al lavoro, non so se facesse la commessa, non lo so. Allora io gli dico, ma scusi signora, era lì con la macchina di fianco la mamma, la prenda, la porti direttamente al pronto soccorso. Allora lei mi guarda e fa, no, ho chiamato l'ambulanza perché così ha detto che arriva. Ma ho detto, signora, mi scusi, è successo a me che ho un'età diversa dalla sua figlia. Al limite, se lei non se la sente di andare fino al pronto soccorso perché il traffico, perché mica tutti sono guidatori eccezionali, diciamo così. Ma se sono i taxi qua a 20 metri, o se no lo chiami, sale un taxi come ho fatto io e vada direttamente al pronto soccorso, perché ho detto, scusi, io con la scusa che non sono più giovanissima,
ma mi informo di come succede la pressione alta, la pressione bassa. È pericolosa sia la bassa che la alta, dunque io non so se sta ragazza aveva la pressione alta o la pressione bassa, ma ho detto può avere anche dei problemi che poi possono incidere sulla sua salute. No, cioè vanno a scomodare, scusi dottora Ruscio, io ero amica della sua amica Daniela che purtroppo non c'è più, vanno a scomodare un'ambulanza che poi di sabato è pieno di gente, sento continuamente le sirene, prendi un taxi, cioè uno si organizza un attimo, no? Molto chiara Sandra, fammi andare avanti, grazie Sandra, ma più chiara di così, con la facilità chiamo l'ambulanza, risolvo il problema. Come commenta professor Avruscio? Sì, è la cosa più semplice quando uno sta male, però se sono episodi ricorrenti in cui c'è già una diagnosi, che mi sembrava di aver capito che non era la prima volta e quindi c'è già una diagnosi di non pericolosità, effettivamente allora uno è più veloce andare personalmente, magari sa con quei fazzoletti fuori dalla porta, insomma facendo capire che è un'urgenza e avendo anche la presenza sul traffico. Se però uno non sa effettivamente che cosa sia, allora l'autoambulanza non è soltanto un modo di trasporto, ma è anche una prima cura che si fa proprio in loco. Infatti non si chiama l'autoambulanza ma il 118, dove si spiega che cosa sta succedendo e allora in quel caso effettivamente già si capisce un po' la gravità della cosa, per cui è il caso di mandare l'automedica oppure direttamente l'autoambulanza, però in loco si hanno già le prime cure, ma ripeto dipende dalla situazione, dipende se quello è già successo per cui già si sa che cosa sia, che è un discorso semplicemente un po' di un'ipotensione che poi dopo si risolve semplicemente facendo stare come dire distesa la persona a terra, se questa fa una terapia magari antiipertensiva per cui magari è stata esagerata quella, insomma sono molteplici gli aspetti, ripeto, è chiaro che la sicurezza maggiore in cui uno sta male, sviene, quindi non sai se è un problema cerebrale, di TIA, di altre cose, di cuore, eccetera, la cosa più semplice è quella di chiamare il 118 e spiegare la situazione. Se invece è un discorso, ripeto, che già si sa, si conosce e allora insomma il modo migliore è quello di andare forse la seconda parte secondo me è quella più, almeno quello che ha detto Sandra era più facile, certo. Perché il tempo che tu la porti il tempo che arriva l'ambulanza, forse arrivi prima tu a portarla che no. Comunque questo è quello che sta succedendo e fanno bene ad evidenziarlo le nostre telespettatrici. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. E un saluto ai tuoi ospiti. Mi rivolgo direttamente al professor Avruscio. Le guardie giurate che sono negli ospedali, nei pronti soccorsi, che poteri hanno? Cioè, hanno la possibilità di potersi difendere da qualche esagitato oppure hanno, non so, un taser, il taser ce l'hanno, un manganello? Perché se non hanno nessuna possibilità sono in pericolo e sono in pericolo anche gli altri pazienti. Ecco, volevo sapere questo dal professore, grazie. Grazie al nostro Livio, prego professore, poi andiamo in pubblicità. Beh, le guardie giurate hanno la possibilità di intervenire, fanno la sicurezza privata, diciamo, in ospedale, però non stazionano sempre in uno stesso posto, ma girano intorno all'ospedale. Lei non sa quanti, per esempio, le parlo di un discorso molto semplice che non sono la gravità delle aggressioni, ma lei non sa quante biciclette spariscono, vengono rubate in ospedale. Eppure abbiamo le guardie giurate, però ripeto non sono il numero. L'ospedale di Padova insomma ci sono 80.000 accessi ogni giorno, per cui insomma svolgono il loro pregevole lavoro, però insomma non sono come dire in tutti i posti e sempre.
Per cui secondo me la cosa più sensata è quella che nei pronti soccorsi, che sono le aree più a rischio, perché ripeto, pronto soccorso girano anche persone psichiatriche, per cui come è successo a Cittadella, e quindi anche pericolose in certi momenti, oppure anche persone che hanno un disagio e lo manifestano purtroppo e se la prendono con persone che non hanno nessunissima responsabilità, che sono i medici e gli infermieri, e lì dovrebbe esserci un posto di polizia come una volta effettivamente esisteva, però con i tagli alla sanità continui che ci sono stati, questo è un altro elemento che non favorisce sicuramente il rapporto corretto a protezione anche di chi svolge un'attività. Noi non è che siamo lì per far star male la gente, noi siamo lì per curarla, però nel momento in cui viene sovraffollato continuamente il pronto soccorso, non è che posso mettere un esercito di medici, non ce l'ho un esercito di medici da mettere al pronto soccorso, devo rivoluzionare l'organizzazione della sanità. Molto chiaro, professore, devo andare assolutamente in pubblicità. Adesso vorrei capire anche da Alvise Ferialdi come vede questa situazione, perché poi vedremo anche il servizio che ha portato di un'altra nonna, di nonna Rita, proprio per cercare di stare vicino alle fragilità, perché sono quelle che hanno più bisogno di aiuto. Prego Ferialdi. No, beh, questa è una delle tante cose che facciamo, nel senso che poi i cittadini ci conoscono, ti chiamano, e nonna Rita è stata simpatica perché è una signora che è arrivata in buono stato a 102 anni. Ormai questa comincia ad essere anche una realtà. Cioè, centenari. Se di là di quello che si pensa c'è un allungamento nella vita, intanto di queste prime fasce, poi in futuro vedremo. E quindi questa signora a 102 anni sta bene, è seguita anche dall'amico Michele, che fa parte dell'associazione, che ringrazio perché va a trovarla spesso, ci ha chiamato e siamo andati là a festeggiarla con il presidente della municipalità Teodoro Marolo. Abbiamo portato, grazie ad una pasticceria, abbiamo portato una bella torta, abbiamo fatto sta festa, poi sai, facciamo il video e lo condividiamo perché giustamente non tutti i cittadini possono arrivare in quel momento, lo rivedono, ma si crea questa comunità. Fermo perché abbiamo Pasqualina da Marghera. Ciao Pasqualina! Buongiorno, ciao, e volevo intervenire. Io faccio parte del gruppo appunto di Buongiorno Marghera, amministro anche una pagina di Buongiorno Marghera che è Marghera Lavoro, e volevo dire che a Marghera mancano diverse cosette. Per esempio mancano le palestre pubbliche per i bambini anziani, ne abbiamo soltanto due, la Grimani e la Einaudi. Poi mancano spazi per fare attività sportive, mancano gli spazi culturali, la sala municipale non è degna degli incontri pubblici perché ha le 4 colonne al centro, quindi siamo un po' disastrati, ecco, su queste cose qua. Grazie Pasqualina. Io però ho avuto anche la presidente di un museo importante che c'è a Marghera, che ha detto che fanno molte attività, eppure questo museo non è conosciuto, perché a quello che cerco di capire c'è, e anche fanno tante attività coinvolgendo anche tante persone, però qui c'è la comunicazione che non gira, non c'è niente da fare. Io lo dico sempre, è inutile fare le cose se poi non si conoscono, e invece sarebbe molto importante conoscerle. Allora professor Vruscio, tante cose che non sappiamo, lei fra poco ci deve lasciare, ecco, dal suo importante, come dico, tutte le eccellenze che ho, questi osservatori dove veramente abbiamo persone competenti, capaci, ecco, cosa sta vedendo questa sanità tagliata, queste cure sempre più care, medicine, ecco, fragilità? Come vede la situazione? Come si è aperto questo autunno e anche con questa manovra di bilancio? Cosa si sente di dire, professor Avruscio? Guardi, io sono uno che per mia natura io ho sempre speranza, perché non arrivi da nessuna parte guardando soltanto, lamentandosi, diciamo. Ecco, bisogna agire. Io le sono grato, Mirella, le sono grato perché lei è una cittadina attiva con quell'associazione, fondazione che ha, come anche plaudo anche all'iniziativa di Buongiorno Marghera, perché se non ci sono
i cittadini che si offrono, si sacrificano, si impegnano per la comunità, e allora io sarei molto preoccupato, perché una volta effettivamente i partiti svolgevano una funzione che era quella di raccogliere il disagio che veniva dal territorio per poi dopo portarlo a livello politico per cercare di risolverlo, ma c'era l'ascolto. Quello che noi abbiamo perso, adesso stiamo perdendo, è proprio l'ascolto. Questo si diceva giustamente, la persona che l'ha invitata, Alvise, diceva noi siamo una mediazione, siamo quella parte di mezzo, diciamo, che prende questo disagio e cerca, insomma, in qualche modo di portarlo a chi di dovere per cercare di risolverlo. Una volta questa funzione effettivamente era quella dei partiti, non ci sono più, per cui insomma non si può neanche leggere una persona, perché non si può esprimere anche il nome a livello nazionale. Esatto. E questo è un grosso problema che noi poi dopo viviamo sulla nostra pelle. La scuola, la sanità, ma sono i principi fondamentali della nostra vita e del nostro essere cittadini prima di tutto e persone. Bene, manca l'ascolto e io sono grato, Mirella, glielo dico con tutto il cuore, sono grato a lei e sono grato anche alla persona che ha invitato per tutto quello che fate, perché voi cercate effettivamente di portare tutte queste esigenze e parlate e bussate e continuate a bussare, perché sarà aperto, perché questo è l'unico modo, cioè i cittadini che si sveglino, perché è nostra responsabilità quello di far funzionare anche le cose che non funzionano. Allora, professor Avruscio, mi dispiace che lei debba lasciarci presto, ma l'ora è già passata purtroppo, perché poi ho anche il vice sindaco di Montebelluna, che è anche il segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Volevo metterla, ecco, assieme, magari fare qualche domanda per capire che intenzione hanno e qual è l'obiettivo, perché le cose non vanno bene. E anzi vorrei anche il suo aiuto, perché io sto cercando di fare proprio con i direttori generali delle ULSS di aprire questi ospedali agli studenti. Io sono convinta che tutti abbiamo bisogno di capire che forse questi ragazzi che mancano nel mondo del volontariato non conoscono abbastanza la realtà, farli entrare negli ospedali e toccare con mano quella che è la realtà di quando uno sta male, della sofferenza, ecco, naturalmente accompagnati da persone competenti che siete voi, forse riusciremo a fare qualcosa, perché la lezioncina in classe non gli sta più bene, loro vogliono essere intrigati, vogliono partecipare, vogliono essere protagonisti, e siccome amano le cose forti, molti di loro gliele facciamo vedere e toccare. Ecco perché, ecco, cosa ne pensa, professore? Perché ho questa idea, perché sono un po' stanca di sentire i ragazzi non hanno voglia di far niente, nel mondo del volontariato mancano, ecco, forse dobbiamo intrigarli di più anche con gli ospedali, con la salute, col proprio corpo. Prego, professor Avruscio. Sì, Mirella ha toccato un punto fondamentale, quello appunto dei ragazzi, perché noi abbiamo un progetto qui in azienda ospedaliera di Padova con le scuole, in cui una specie di orientamento, chi vuole, magari al liceo, magari insomma vuole interessarsi, prendere un po' questa difficile studio che è quello della medicina, ebbene noi accogliamo, cioè si fa la domanda alla scuola e allora c'è questa possibilità di frequentare. Tra l'altro io faccio parte anche di un progetto, si chiama Curvatura Biologica, in cui io vado nel liceo scientifico, che è quello al Cornaro di Padova, dove vado a parlare di patologia vascolare agli studenti del quarto, quinto anno, che insomma hanno così un desiderio, un'intenzione di poi dopo avere questo futuro. E anche con l'Ordine dei Medici di Padova c'è questo progetto che lo trovo molto interessante. Se si riuscisse ad allargare
e a renderlo molto di più istituzionalizzato, secondo me sarebbe anche una chiave di volta proprio per avvicinare una realtà alle nuove generazioni che, ripeto, sono d'accordo con lei, le lezioni frontali a questo punto servono. Visto che abbiamo anche queste sale convegni, ma abbiamo anche delle strutture dopo questi ragazzi possono entrare, vedere, toccare con mano, chissà magari che non li coinvolgiamo. Io sono partita e sa perché mi è venuta questa idea? Perché ho avuto un ricercatore giovanissimo che a 22 anni ha scoperto la stella variabile e lui ha detto, era qui seduto al posto di Ferialdi, sai Mirella, se io non fossi andato all'osservatorio astronomico io minimamente avrei mai immaginato di diventare un ricercatore e di trovare addirittura questa stella variabile, perché non sarebbe stata la stessa cosa su Google o a scuola. Quando sono entrato nell'osservatorio ho capito che c'era qualcosa in me che dovevo approfondire. Capisce perché io dico, professor Avruscio, che forse all'interno magari tanti ragazzi c'è una creatività che magari riguarda anche la salute pubblica, chissà, e dobbiamo tirarla fuori, perché loro ormai non sanno neanche di averla. Ma quando tu entri in un ospedale non è più la stessa realtà che tu vivi a scuola, nella strada. Tu la tocchi con mano la sofferenza, tocchi con mano cos'è la malattia. Noi dobbiamo coinvolgerli questi ragazzi. E come fare? Portandoli là, andandoli a ma le scuole devono fare questo, non che lei deve chiedere per cortesia qualcuno vuole venire a vedere cosa facciamo e cosa spieghiamo. No, li devono portare, perché al pomeriggio questi ragazzi non sanno cosa fare, non è che studiano 12 ore al giorno, non offriamo niente a questi ragazzi. Allora un dopo scuola può esserci all'interno di strutture anche ospedaliere importanti. Prego professor Avruscio, dopo la lascio e poi sentiamo anche Ferialdi. Sì, è vero, perché vede, ma poi serve anche a noi per capire quali sono le esigenze poi di questi ragazzi, perché sa, le generazioni vanno avanti, le culture cambiano, no? Quindi è reciproco il discorso. Ma il nostro compito qual è? È quello di creare delle occasioni, di dare delle opportunità, come giustamente ha fatto il ricercatore, no? Perché è andato all'osservatorio, ma ha avuto questa opportunità, questa occasione. Poi il ragazzo, no? Cioè io devo, come dire, mostrare al ragazzo quello che è la realtà, questo treno che passa. Poi c'è a chi piace e ci sale sopra, chi dice non fa per me, però io devo dare questa opportunità. E quello che manca oggi al nostro paese è l'opportunità, tanto è vero che molti giovani che cosa fanno? Vanno all'estero, sono bravi, laureati e specializzati, però poi dopo vanno all'estero a realizzarsi. Ecco, è questo quello che manca, dare opportunità e occasione ai nostri giovani, a cominciare proprio dalle scuole. È chiaro che venendo in un mondo che è quello della sofferenza, che è quello insomma della cura, è chiaro che insomma non posso far venire le scuole elementari, ma il liceo sì, gli ultimi anni, il quarto, quinto sì. E questo credo che siano dei progetti che vadano come dire, messi in atto, e la ringrazio di questa proposta. Grazie a lei invece professor Giampiero Avruscio di essere stato con noi, presidente ANPO, Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Anche questa mattina siamo stati a scuola col professor Avruscio. Grazie e buon lavoro professore, ma ci sentiremo veramente. Grazie anche perché ho il professor Cozzi che anche lui crede in questo progetto, non solo negli ospedali ma anche arrivando voi nella RSA, questi diversamente giovani che non sanno neppure cos'è la donazione, ma tanto si arrangia mio figlio, i miei parenti, perché non conoscono. Forse avremo anche più donazioni, perché il diversamente giovane, come diceva giustamente il nostro Ferialdi, abbiamo dei centenari che ancora ragionano e ragionano anche molto bene, grazie anche alle cure di queste meravigliose figure che sono questi primari ospedalieri. Grazie, grazie veramente professore, buon lavoro e buona giornata, ci sentiamo presto. Grazie. Allora Ferialdi, cosa dice della proposta che sto cercando di fare? Perché io questi ragazzi, sarà che li ascolto, li vedo, sono sempre loro che devono ascoltare, ma invece qualche volta dovrebbero fare lezione e qualcuno ascoltare per capire, ecco, quali sono i problemi che ha questa gioventù. Ferialdi. I problemi che hanno la gioventù di adesso sono gli stessi problemi che avevamo noi da giovani, oppure ancora da più giovani, nel senso chi sta davanti.
Tu lo vedi giustamente come proposta, portiamoli all'interno di un ciclo di studi a fare dei contatti diretti con, in questo caso, il mondo della sanità, ma non solo il mondo della sanità, io penso anche il mondo della pubblica amministrazione, perché dobbiamo formare dei cittadini e dobbiamo formare i nuovi cittadini. Questo è un po' l'idea che segue anche quella di Buongiorno Marghera, cioè quello in cui si vede è che noi abbiamo dei cittadini che non sanno nulla. Giustamente i giovani, partiamo dai giovani, specialmente Marghera, che è molto interessante perché noi siamo già una società multietnica, noi abbiamo addirittura dati alla mano 108 etnie diverse. Certo, nelle etnie ci sono anche gli americani, gli svizzeri, gli austriaci, sloveni e come noi sappiamo abbiamo un numero importante di comunità orientali, no? Ma abbiamo una scuola che potrebbe essere, lo è anche, una cosa sperimentale, quindi dobbiamo investire anche chi non conosce bene l'italiano, chi in famiglia purtroppo non parla l'italiano, no? Ma è membro della stessa società. Ecco, noi questo quadro qua non ce l'abbiamo chiaro, abbiamo un po' paura, invece dobbiamo investire su questo e investire su questi giovani. A Mestre c'è una situazione un po' diversa. A Mestre rischiamo di chiudere le scuole perché non abbiamo alunni. A Marghera questo problema noi non ce l'abbiamo perché abbiamo avuto questa forte immigrazione. Possiamo chiudere gli occhi? No, dobbiamo lavorarci e lavorare perché le comunità si parlino. Ecco, io penso che questo sia molto importante, la tua iniziativa è fondamentale per integrare questi nuovi italiani, chiamiamoli così. Allora ringraziamo, ma rimane con noi Alvise Ferialdi e andiamo in pubblicità. Abbiamo un altro graditissimo ospite che è Claudio Borgia, vice sindaco al comune di Montebelluna, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, eletto con grandi numeri perché è uno che bussa alle porte e questa è la realtà, non c'è niente da fare, bisogna dire quel che è di Cesare. E questo l'ha premiato, perché i cittadini hanno bisogno di questo, di capire, di conoscere e anche di essere ascoltati. Però mi sembra che non tutti facciano questo, molte orecchie da mercante, soprattutto in questo momento dove si stanno avvicinando le elezioni anche regionali. Abbiamo sentito che saranno a marzo, abbiamo sentito delle elezioni un po' ieri sera, l'hanno detto che hanno spostato a marzo. Ecco, vedi che do una news. Dai una news nostro. perché ecco, perciò qualcosa. Settimane si niente, parlava. A marzo hanno deciso di farli a marzo, hanno anticipato 2025, perciò capite che tutti sono in campagna elettorale. Però la mia domanda è questo: quanto è importante essere vicini al territorio, che poi è quello che ti elegge, che ti dà anche la possibilità anche di migliorarti, ma soprattutto devi capire di non dimenticare il territorio, perché sei partito da qua, la fiducia è stata data, però io molti sindaci, veramente glielo dico, Borgia, che dicono Mirella non siamo ascoltati, quando vanno a Roma si dimenticano di noi anche se facciamo parte dello stesso partito. Prego Claudio Intanto Borgia. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito Mirella, lo accolgo sempre con piacere. Guarda, il discorso è molto semplice, sono d'accordo con te ed è facile dirlo, ma credo che ognuno che incominci una carriera politica o comunque faccia l'amministratore e poi abbia la fortuna di diventare, per esempio, non lo so, parlamentare piuttosto che consigliere regionale, non deve mai dimenticare da dove parte, dal proprio territorio, e non deve mai dimenticare di rispondere alle esigenze dei cittadini, perché la base elettorale che ti ha permesso poi di andare avanti è appunto quella del tuo territorio. È ovvio che talvolta succede che qualcuno insomma dimentica da dove arriva e dimentica il proprio territorio, però questo non è, come dire, sempre così, cioè anche in questo non siamo tutti uguali, non sono tutti uguali, ci sono differenze, non è neanche una questione di partito, è una questione proprio di coscienza e soprattutto del lavoro che ti porta ad avere tantissimi stimoli, ma
devi sempre cercare di dare riscontri e risposte a chi ha investito su di te per primo, perché io penso che la cosa più difficile a questo mondo, o una delle cose più difficili a questo mondo, è riuscire a convincere qualcuno di votarti, anche perché il cittadino va in un'urna segreta e di sua sponte, senza che lo veda nessuno, con la matita deve scrivere il tuo cognome. Questa è la cosa più difficile per chi fa politica. Nel momento in cui tu hai questo consenso, devi cercare di continuare a custodirlo, a preservarlo, anzi ad incentivarlo, e lo si fa dando risposte. Quindi qualunque ruolo tu abbia, la cosa prioritaria è dare risposte. È ovvio che succede a tutti, io devo dire la verità, come tutti in quest'ultimo periodo siamo bombardati di attività, tra attività amministrativa, attività politica, il lavoro, la famiglia. È ovvio che a volte si fa fatica, però ogni tanto poi bisogna fermarsi e partire dalle priorità, tenuto conto che ovviamente sappiamo tutti che la famiglia è al primo posto per tutti quanti. Poi devi partire da cosa? Devi partire dalla tua attività amministrativa, dai tuoi cittadini, perché sono quelli che ti sosterranno sempre, e anche se tu non riuscirai a dare come dire, le risposte che loro si aspettano, ma già il fatto che tu ti sia impegnato per loro, questo già per loro è dire tanto. Averli ecco, già ascoltati è certo. tanto per loro. Abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Buongiorno a tutti, anche tu ospite. Hai dei buoni propositi però il suo ospite poi, quindi non si sentono in bocca a tanti giovani. Penso che sia giovane, ma tieni a. Santo che non avevo capito niente, Adriana, meglio che te riparti perché non avevo capito niente. Vai piano e riprendi il discorso perché non si è capito niente, prego. Mirella. Dicevo che ha buoni propositi il tuo ospite. Ah, ok. Ha buoni propositi, però dopo non so se vengono mantenuti tutte perché quando entrano in politica o in Parlamento, quello che vengono eletti, si dimenticano spesso di quello che hanno promesso. Va bene, vi saluto, scusate. Grazie Adriana, sei stata chiara adesso, abbiamo capito. Prego Claudio Botti. Beh, intanto io sì, penso di essere relativamente giovani, perché tanto si è giovani fino a tarda età, quindi ne ho 38, però faccio politica da un po' di tempo perché ho sempre avuto la passione fino ai tempi della scuola, e quindi per me non è una semplice passione, è proprio una missione di vita. Ho messo tutto nell'attività amministrativa, nella politica, perché ci credo. Penso che chi ha la fortuna di rappresentare i cittadini, perché ci dobbiamo sempre ricordare e partire da questo, che noi siamo rappresentanti del popolo, non di alcune categorie, non di alcune fasce, noi siamo rappresentanti del popolo. Ecco, nel momento in cui tu rappresenti il popolo, devi cercare di darti da fare, devi cercare di, come dicevamo anche prima, rispondere alle esigenze dei cittadini. Ogni tanto si fa di un'erba un fascio. Io devo dire che ho trovato degli amministratori che poi sono diventati dei politici capaci, che danno risposte come dire, al territorio, che sono vicini al territorio, che è vero, da martedì a giovedì sono a Roma, ma poi lunedì, venerdì, sabato e domenica battono il territorio, girano le proprie province, girano il proprio territorio, e quindi questo è il lato positivo della politica, e cerco di guardare sempre questo di lato. Poi è ovvio che chi non fa così non ha vita lunga, ha vita breve in politica, perché prima o poi l'elettore si stanca, e quando si stanca e quando perdi la fiducia di quell'elettore, allora tu non hai più possibilità di rappresentarli, ed è questo che è l'esempio che noi dobbiamo seguire, anche noi giovani amministratori, perché ricordiamoci, sì, sono presidente di un partito a livello provinciale da ormai un anno, dopo aver vinto un congresso provinciale, quindi anche lì eletto e votato, ma sono prima di tutto un amministratore, e spero e sarò sempre prima di tutto un amministratore, perché chi ha fatto l'amministratore poi fa politica ha capacità di risolvere i problemi, ha una capacità di attenzione al territorio diversa da chi invece, come è successo per esempio per alcuni partiti, ma non è un attacco, ma per esempio il Movimento 5 Stelle, che
non hanno mai fatto gli amministratori neanche del proprio condominio e poi si sono trovati a fare i sottosegretari, i ministri, i parlamentari. Ecco, se tu non fai la gavetta, io dico sempre, conosco i 94 comuni della provincia di Treviso, una volta erano 95, non tanto per le piazze, come dire, i monumenti simbolo, no, questo anche, ma soprattutto per le vie dove c'erano le planche elettorali, perché in tutti i 94 comuni della provincia di Treviso ho messo manifesti quando ero ragazzo, ho conosciuto, ho fatto gazebi, ho dato volantini, cioè io sono partito dal basso e mi ritengo ancora un militante politico e lo sarò sempre. Allora, abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor vice sindaco. Buongiorno. Le dirò una cosa da vice sindaco e poi una cosa sulla legge elettorale. Ecco, ultimamente ha visto che disastri succedono in tutto il mondo, cioè, secondo me dovrebbe lo Stato, specialmente qui in Italia, si dovrebbe ridurre, cioè mettere il 30-40% delle risorse sulle manutenzioni. Non fare opere in continuazione, qui si continua a fare opere e poi non si fa manutenzione. Signor vice sindaco, se lei viene un giorno con me, lo porto, lei si salga a un paese e andiamo a vedere opere che poi non sono manutentate e praticamente vanno alla deriva, strade rotte dappertutto e così non va bene. Però le manutenzioni non vengono fatte. Poi ecco, questa è una cosa. Poi la seconda cosa, signor vice sindaco, lei può essere bravo fino che vuole, ma adesso se non è il servitore del capo non verrà mai eletto in nessuna parte perché non esiste le preferenze sulla legge elettorale. Noi sono tutti uninomi, cioè qui si doveva fare la riforma della legge elettorale, però no, se lei è servitore del capo verrà che diventerà anche onorevole. Buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego Claudio Borgia. Ma guardi, sfondo una porta aperta perché io da sempre sono e sostengo i sistemi elettorali a preferenza. Ricordo però che nei comuni, nelle regioni e in Europa si vota sempre con le preferenze, invece in Parlamento, Senato e Camera si vota con i collegi e quindi non c'è la possibilità di preferenza. Io ho sempre sostenuto le preferenze, quindi continuerò a sostenerle anche per il Parlamento, anche per la Camera, anche per il Senato. Sicuramente ci sarà una riforma elettorale perché nel caso in cui cambieremo l'architettura costituzionale nel nostro Paese, per esempio nel caso in cui dovesse esserci il premierato e quindi passare questa importantissima riforma che abbiamo voluto noi di Fratelli d'Italia, in quel caso ci sarà il sistema elettorale, ci sarà sicuramente la possibilità di fare delle proposte. Io sono, come dire, da sempre a sostegno delle preferenze, anche perché io sono sempre stato eletto anche gli italiani, a preferenza. Anche la maggior parte. A me non ha mai nominato nessuno da nessuna parte. Sentiamo anche cosa pensa Ferialdi, ecco, cosa vuole dire, anche commentare le parole di Claudio Borgia. Allora, io devo ringraziare le parole di Claudio Borgia perché mi fanno tornare indietro un po' alla Prima Repubblica, quando appunto c'erano preferenze ma c'era anche questa continuità tra cittadino, perché c'erano i collegi. Se adesso noi andiamo a interrogare qualsiasi cittadino, perché ci sono due cose che Claudio ha spiegato. Una questione, c'è un'altra questione, dobbiamo formare appunto anche il cittadino, perché non possiamo abbandonarlo a se stesso, perché la politica va partecipata. Io penso che con la mia associazione di fare politica attiva sul territorio, perché noi aiutiamo il cittadino, aiutiamo il nostro prossimo, siamo sul territorio, no? Un ruolo che fino all'altro giorno era quello dei partiti, l'abbiamo detto anche prima. A me fanno piacere queste parole perché ritrovo appunto una necessità, coprire una necessità, essere sul territorio, perché il vice sindaco è un amministratore ed è l'amministratore di tutti. Dobbiamo ricordarci questa cosa qua che è fondamentale, cioè lui diventa il mio referente indistintamente dalla mia idea politica. Questo è fondamentale, è il mio interlocutore. Domani cambia il mio interlocutore, ma il cittadino ha delle sue specificità, deve trovare un riferimento reale e valido. Ecco perché lo ringrazio per le parole che ha detto e anche per il ruolo politico che sta
che sta avendo. Allora, vediamo perché questo cittadino deve avere un punto di riferimento, perché quando diventerà diversamente giovane, magari arriverà al centenario, avrà qualcuno che lo accompagnerà e magari gli porterà un mazzo di fiori, che non sarà un politico, ma sarà sempre un'associazione di volontariato. Questa è la verità. Andiamo a vedere il compleanno di questa meravigliosa centenaria nonna Rita. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri nonna Rita, tanti auguri a te. Viva! Grazie. Allora Ferialdi, compleanni importanti, capite che per loro trovarsi al centro dell'attenzione, vedere i loro familiari, vedere l'associazionismo che li prende per mano, questa mano che ti tiene, che non sei solo, ma è così difficile, Borgia, capire che forse più di cemento abbiamo bisogno di questo, che forse il servizio alla persona e soprattutto anche fare un censimento della popolazione, chi è, come vive, come si faceva tanti anni fa, perché è inutile che siamo 7.500 associazioni di volontariato se poi, lo dico tutte le mattine, troviamo l'anziano morto o che si suicida, perché c'è la privacy, i servizi sociali non ci danno i nomi, perché non si può. Dobbiamo andare oltre, perché questa fragilità ha bisogno di essere aiutata. Borgia, prego. Su questo punto è ovvio che la visione è quella di cercare di mettere al primo posto sempre la persona e bisogna anche ringraziare e sostenere fortemente queste associazioni, quindi complimenti perché insomma voi avete, come dire, ritagliato parte del vostro tempo, avete messo da parte il lavoro, la famiglia, le vostre passioni per poter rendere e dare un sorriso e rendere felice appunto questa bellissima signora di 102 anni e, insomma, e associazioni come le vostre arricchiscono il territorio, ne abbiamo tantissime perché ricordo che il Veneto è una di quelle realtà, anzi è la regione con più volontari di tutta Italia. Significa che la nostra disposizione nei confronti del volontariato e soprattutto dell'altra persona è sicuramente centrale ed è importante. Io faccio sempre riferimento però al mio territorio, alla mia città, a Montebelluna. Il sindaco di Montebelluna ogni volta che c'è un centenario e noi lo veniamo a sapere, ovviamente siamo avvisati dalla famiglia, personalmente va e quindi io lo ringrazio per questo perché insomma anche lui mette al primo posto e lo abbiamo scelto proprio come amministrazione, come indirizzo, va a casa della neocentenaria, fa gli auguri, rimane con lei, bevono un tè, un caffè insieme, insomma gli fa vedere la vicinanza di tutta la nostra amministrazione ad una persona che comunque fa parte della nostra città e soprattutto è un pezzo di storia della nostra città. A Montebelluna siamo fortunati perché abbiamo delle associazioni con le quali collaboriamo, quindi il comune collabora, i servizi sociali collaborano con il volontariato e a queste associazioni noi diamo un contributo, poi ci sono delle relazioni, loro per esempio si occupano di andare, come avevamo detto, ce ne eravamo occupati anche in passato, a casa di quelle famiglie, come dire, in difficoltà che non vogliono insomma che si sappia, no, che arrivi la macchina del comune con scritto servizi sociali, perché purtroppo c'è ancora tanta vergogna e dovremmo invece superare, no? Perché le difficoltà, la povertà non devono creare vergogna, quindi questo bisogna essere questo vicini. Abbiamo Leone da Tre di... Baselle, che vai Leone. Ciao Milena, grazie Ciao. a tutti i tuoi ospiti. A proposito di compleanno, buon compleanno anche a te. Scusami che ieri non sono riuscito a chiamare. Auguroni Mirella. Era martedì, ho ringraziato tutti per una valanga, ecco, una valanga umana di complimenti e di auguri, grazie veramente di cuore, grazie Leone, sai. Graditissimi Leone, ti ringrazio di cuore. Allora, io sono di destra e ho votato a destra, sempre votato a destra, qualche volta parto per andare a votare
parto con l'idea di votare a sinistra, ma quando arrivo là non ce la faccio. Comunque adesso abbiamo questo governo di destra e uno si aspettava un cambiamento, e invece ci sono voluti 2 anni per avere una legge che condannasse la gente che ruba la casa agli anziani. 2 anni, ma lo dovevate fare 5 minuti dopo, avreste dovuto fare queste cose. Poi abbiamo questo continuo i giovani che sono violenti, tutte queste cose che succedono e non si vede nessun cambiamento. Il problema è che mancano i soldi, sono sempre i soldi che mancano. Però abbiamo il Palazzo del Quirinale che ci costa 4 volte il Buckingham Palace, abbiamo i nostri ambasciatori che guadagnano più del doppio di quelli tedeschi, gli ufficiali dell'esercito guadagnano più di quelli americani e vanno in pensione molto prima. Qui bisogna tagliare le spese di questo paese se vogliono i soldi per fare le cose che sono necessarie. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Prima di dare la parola a Claudio Borgia vorrei sentire anche cosa ne pensa Alvise Ferialdi, questo cittadino che chiama, che dice anche il malessere, oppure anche che fa delle critiche costruttive. Finalmente abbiamo capito che Sveglia Veneti funziona, perché basta vedere le telefonate che ricevo tutte le mattine, poi le mail che mi scrivono, i segnali che mi danno. È una cittadinanza attiva, partecipata, che vorrebbe essere più ascoltata, anche in caso politico, ma come la difesa personale, poi sentiremo anche Claudio Borgia. In casa mia non posso difendermi, devo stare attento, devo chiamare le forze dell'ordine, devo porgere l'altra guancia, no, non ci sto, loro hanno violato la mia privacy, sono all'interno della mia casa, io posso perdere anche la testa perché ho i bambini, questi non hanno niente da perdere, abbiamo visto, però alla fine hai sempre paura di intervenire perché poi sei tu che paghi se ferisci quel delinquente che ti è entrato in casa. Questa è la verità, purtroppo. Ecco, legittima difesa eccessiva. Ma cosa vuol dire eccessiva? Eccessiva proprio questa parola. Cosa vuol dire essere eccessivi nella legittima difesa quando tu ti trovi in camera da letto delle persone, magari col passamontagna, oppure che massacrano gli anziani, avete visto come li riducono, questa paura, arrivano queste bande, noi guardiamo, scusa Borgia, la Sicilia con la nave, portiamo 8 immigrati in Albania, poi arrivano dalle frontiere in 20, mettono a ferro a fuoco i paesi, nel silenzio totale, nessuno che li ferma, e questi chissà dove già saranno, bande intere entrano, queste fanno paura. I furti che abbiamo nelle case, guardate che non sono questi qua, sono quelli che arrivano che in 3 ore, cosa Ferialdi, sono già a casa tranquilli e beati, con tutta la refurtiva. Allora Ferialdi e poi Claudio Borgia. No, lo specchio della società di adesso, quindi anche di Marghera, ma un po' di tutto, questo vale anche per tutto il nostro territorio, è una sensazione, cioè una percezione di scarsa sicurezza. L'abbiamo detto prima nel fuori onda tra me e te, il cittadino sta facendo l'autocoprifuoco, cioè non abbiamo un vero coprifuoco, no? Ma lo stiamo praticando. Noi andiamo a lavorare, torniamo a casa e rimaniamo lì. Quindi già alle 6 abbiamo tutte quante le attività. Con allarmi, controallarmi, cani, tutte di più, inferiate, non ci si può più. Sentiamo Borgia come commenta. Ecco, la sicurezza privata, cosa vuol dire sicurezza? E aver paura di uscire. Intanto non farò come qualche mio collega amministratore locale di centrodestra che per farsi bello nei confronti dei cittadini attacca il proprio governo. Dico che questo governo sta facendo molto in termini di sicurezza. Quando
parla per esempio adesso il cittadino Leone dice sono passati 2 anni. Questo vi fa capire l'iter burocratico per poter approvare una legge in Italia, ma questo non è colpa del centrodestra, è colpa del sistema che stiamo provando a cambiare. Dopodiché sul tema della sicurezza ricordo che questo governo è uno di quei governi che ha investito di più per esempio nel personale delle forze dell'ordine, quindi ci sono state più assunzioni, più risorse, più nuovi mezzi ed è quello che stiamo cercando di fare. È ovvio che non è semplice, i confini, come dire, lo sappiamo tutti, siamo in Europa, non sono controllati come un tempo. È ovvio che ci sono questi delinquenti che entrano ed escono, è ovvio che c'è però più attenzione anche su questo, il tema di quello di cui si parla in Albania. Ricordo a tutti che per un sacco di tempo e ancora oggi gli italiani giustamente si lamentano del fatto che i cittadini stranieri che compiono dei reati in Italia non possono scontare la pena in Italia, la devono scontare da altre parti, ed è per quello che stiamo cercando di creare della collaborazione con gli altri stati, con gli stati confinanti, perché è ovvio che le nostre carceri, e questo è un altro tema, sono strapiene. Ricordo che sono strapiene, dati Istat, qui nessuno vuole fare, come dire, vuole essere razzista ma il 65% delle nostre carceri sono immigrati, scusate, sono stranieri, sono di origine straniera, il 65%. Questo è un tema su cui bisogna discutere e stiamo cercando di fare molto. Concludendo, rispondendo anche a Leone, perché a Leone bisogna dare una risposta. Questo è un governo, ricordo che in questi primi 2 anni sono aumentati gli stipendi, sono aumentate anche come dire in minima parte, ma abbiamo lavorato per 2 anni, sono aumentate le pensioni sociali, la disoccupazione è scesa e l'occupazione è salita. È ovvio che non abbiamo la bacchetta magica, è ovvio che nel percorso si fanno tanti errori come lo fanno le amministrazioni, ma il percorso dura 5 anni e vedrete che in 5 anni cambieremo il paese. È ovvio che nessuno, come dire, ha una pozione per cui le cose si cambiano in 5 minuti, perché anche noi che facciamo gli amministratori locali vi dico che in 5 minuti non si cambia niente, ma perché purtroppo il sistema burocratico che c'è in questo paese è incredibile. Abbiamo modificato anche il codice degli appalti per cercare di essere anche più rapidi, no? E dare l'opportunità alle amministrazioni di essere più rapide. Ma purtroppo stiamo facendo una riforma della giustizia di cui si parla tanto, la stiamo facendo noi, siamo riusciti a togliere l'abuso d'ufficio, che era uno di quei, Mirella lo sa perché ha parlato con tanti sindaci, era uno di quelle situazioni che creavano disagio ai nostri amministratori, perché talvolta, lo abbiamo sentito, le cronache erano piene, amministratori locali, sindaci erano, come dire, perseguitati per degli errori non attribuibili direttamente al sindaco, alla responsabilità personale. Borgia, il problema grande è che lei ha elencato quello che state cercando di fare e quello che in parte avete fatto. Il problema è che il costo della vita è carissimo. Io ieri avevo il banco solidale aperto e ho famiglie che con 2 stipendi lavorando non ce la fanno. Non ce la fanno, perché tu quando cominci a pagare lo so bene, 500, perché io vivo nella vita reale, allora, so quanto costa un litro di latte, 1 chilo di pane, faccio la spesa, cioè non è che vivo su Marte. Noi vediamo che ci sono persone che hanno dei redditi incredibilmente alti, basta vedere la dichiarazione dei redditi, Borgia 1 + 1 fa 2, certo. C'è niente da fare. Allora cominciamo a vedere come mai ci sono quelle dichiarazioni dei redditi di chi che potrebbe pagare e non paga, perché è facile incolpare il cittadino, il lavoro pubblico, il dipendente paga. Ci sono persone che quando noi vediamo la denuncia dei redditi ci viene il pelo alto così, eppure nessuno interviene. Politicamente, e qua lo dico, nessuno ha il coraggio di intervenire, né sinistra, né destra, né centrodestra, li hanno provati tutti, ma non si tocca mai. Allora qualcosa non torna al cittadino casa, il cittadino casa poi si arrabbia. Nadia, vai Nadia, come stai?
Bene, grazie. Perfetto, vai. Buongiorno anche ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, signor Borgia ha detto che sono stati aumentati, ho visto, anche la pensione, ma dopo aumenta la luce, aumenta il gas, aumenta i generi alimentari, il pane a 5 euro al chilo. Anche 6, signora, lo so bene. E allora queste cose aumentano sì la pensione, però non ci arriviamo mai a fine mese, perché aumenta automaticamente tutto l'altro. Capisco. La benzina, il petrolio è al barile ancora precedente al Covid, ma ancora. E la benzina la paghiamo a 1,80, 1,70. Ma no, queste cose dovete fare, queste cose dovete approfondire. E dopo sulla sanità, se sento qualcuno che si lamenta, io ieri ho fatto la seconda terapia, mi hanno dato le medicine, una pastiglia 145 euro. Una puntura che devono fare 5, 95 euro all'una. Io alla sanità le costo, però non ho tirato fuori un soldo. E come io, tanti altri, perché quando vado tutte le poltrone sono piene, dalle 8 del mattino fino alle 5 del pomeriggio. Allora non dobbiamo portare quella gente che si lamenta là dentro per vedere cosa fanno. Grazie, arrivederci e buona giornata. Nadia, mi dispiace dirtelo, ma la sanità la paghi, quello che hai lo paghi, non ti viene regalato di sicuro. Questo informati bene, perché funziona così. Che poi abbiamo la fortuna rispetto a altre regioni o altre realtà di stare bene, questo è un altro discorso, ma io non devo essere fortunata, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, visto che la sanità la pago. Allora, Ferialdi, ha sentito anche Nadia cosa ha detto, Leone, ma soprattutto questo cittadino che ha pochi punti di riferimento. Come si dice sempre, io non devo essere fortunata, devo avere quello che mi spetta di diritto, ma ad esempio a Marghera mancano tantissime cose, l'ha detto lei, citiamo Marghera perché adesso è qua lei da Marghera, eppure siamo a 2 passi da Venezia, dove c'è il mondo, dove c'è un'offerta incredibile, c'è un inquinamento che è spaventoso, qualcuno veramente forse non ha capito che questa posizione che si trova a Marghera è una posizione molto delicata, 108 etnie, servizi alle persone. Prego, Ferialdi. Allora, noi siamo all'interno di un grande cambiamento storico e questo l'abbiamo un po' tutto capito, ma anche per quanto riguarda l'identità di Marghera, che è un'ex zona industriale, anche se adesso Eni ha annunciato la chimica verde, la nuova centrale idrogeno, tutte cose anche positive, non riscontrabili subito dal cittadino. Noi viviamo il turismo, per esempio, un po' una novità, siamo troppo vicini a Venezia per non essere interessati a questo fenomeno e sembra incredibile, ma a Marghera non trovi più casa né da acquistare e soprattutto, anche da noi e soprattutto in affitto. Tante le richieste, parliamo di affitti che partono dai 600 euro al mese, quindi per gli importanti, per andare su, ma comunque non lo abbiamo, nessuno costruisce case. A me dispiace perché, per esempio, noi abbiamo una prima zona industriale, quindi un'ex zona industriale che potrebbe essere interessata dalla residenza, cioè dove prima c'erano fabbriche si potrebbero costruire case per dare in affitto, no? Perché poi noi chiamiamo l'immigrazione con la regolarizzazione tutte cose giuste, bisogna anzi, abbiamo qui un rappresentante anche di Fratelli d'Italia, quindi anche del governo, bisogna sempre di più far collimare immigrazione con richiesta del lavoro, cioè tu entri in Europa, attenzione perché noi siamo prima Europa che poi Stato nazionale, tu entri in Europa solamente se hai già un riscontro del lavoro, altrimenti ci troviamo nelle situazioni che conosciamo e non sono situazioni regolarizzate.
Abbiamo Maurizio da Conselve, poi sentiamo Claudio Borgia. Prego Maurizio. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Allora io volevo chiedere una cosa al sindaco, mi pare, Alvise, credo che sia È il vice sindaco Borgia. di Montebelluna e segretario Borgia. provinciale di Fratelli d'Italia. Vai. Al signor Borgia. Allora, praticamente qua Mirella, tu lo sai la mia situazione com'è, no? A Conselve. Allora, il discorso è che io adesso in graduatoria purtroppo sono 92esimo, ok? Ecco, allora prima di me ci sono tutte famiglie straniere, ma possibile che questi qua praticamente arrivano primi per avere un appartamento, qualcosa? E bisogna vedere se i figli, se sono tutti figli, perché tu lo sai Mirella che ci sono anche quelli che si fanno prestare i nipoti per far credere che sono tutti figli No, di non loro. funziona così, no. Ti Vabbè, posso assicurare, comunque, non andare oltre a quello che sai, perché davanti alle telecamere non si possono dire inesattezza. Quando viene assegnata la casa ci sono dei parametri ben precisi e non viene data così. Comunque sei stato chiaro, perché prima loro e dopo noi, anche se vogliamo capire chi sono loro, perché devi dichiarare tutto, non è che queste case Borgia vengono assegnate allora, così. intanto vorrei, ci tengo a sottolineare alcuni aspetti. Intanto le graduatorie non è che le fa il comune in base, come dire, a come si sveglia la mattina il dirigente o il funzionario. Intanto i requisiti e quindi la graduatoria i requisiti sono fatti su una legge regionale, quindi in base ad una legge regionale ci sono i requisiti, ci sono dei punteggi, in base a quel punteggio, quindi non lo fa il comune. Primo aspetto, quindi il comune fa in base alla legge regionale, i requisiti li ha stabiliti la regione Veneto, non li ha stabiliti il comune tal dei tali, punto primo. Punto secondo. Per anni abbiamo insistito sul tema della residenzialità, sul punteggio della residenzialità, però c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che non si può dare un punteggio, come dire, importante, superiore, determinante nei confronti di chi è residente da più tempo. Sì, si può dare un punteggio, c'è all'interno dei requisiti, ma non è determinante, perché purtroppo, come dire, sarebbe ingiusto. Quindi questo è un altro tema. Ci sono il punteggio dei figli. Le assicuro che tutto viene verificato e controllato dagli uffici, nessuno può, come dire, imbrogliare, non siamo negli anni 60 dove, come dire, si faceva tutto su un foglio di carta. Oggi c'è una verifica dettagliata di tutti i documenti. Il tema è che oggi, come dire, gli appartamenti, le cosiddette case popolari sono ovviamente sempre meno, quindi c'è una graduatoria molto più ampia. Noi cerchiamo di fare quello che possiamo, perché oltre a le case popolari, che ricordo sono gestite direttamente da ATER, che è l'ente preposto, l'ente strumentale della regione, ci sono anche appartamenti che mette a bando il comune, ma sono pochi, perché il comune non ha, come dire, quel patrimonio immobiliare per cui si può permettere. Ci vuole sempre un ente superiore che e che tra l'altro ha la competenza, investe, quindi è ovvio che noi, tra l'altro, anche su questo lo devo dire, siamo la regione che tra l'altro ha più alloggi e ospita più famiglie in difficoltà. Bisognerebbe fare di più? Sì, però dobbiamo dire anche a chi ci ha governato negli anni precedenti che invece di investire risorse in determinate scelte, e non le voglio citare, ok, una su tutti, anzi le cito, una su tutti i banchi a rotella, ok, perché quello è uno scandalo che grida vendetta. Si poteva investire per esempio in infrastrutture, in case popolari, si potevano dare risorse. Questo governo, mi dispiace ma lo devo dire che sono dati, è il governo che più ha investito sul tema della sanità. Certo, possiamo fare il paragone col PIL, ma ha dato alle regioni la possibilità di investire nella costruzione di nuove case popolari. Monica da Paese, poi sentiamo Ferialdi. Vai Monica.
Monica? Allora, buongiorno a tutti i vostri ospiti. E volevo rispondere al sindaco Boccia di Montebelluna. Vice sindaco, perché sennò il sindaco si offende. Scusi, vice sindaco. No, si preoccupi. Allora, io e mio marito siamo in due che lavoriamo. Io ho una malattia monogenetica, sono diabetica e lavoro. Tante volte sto male, sono a casa perché sto male. Allora, io ho preso lo stipendio, dato che lei ha detto che c'è l'aumento di stipendio. Ho un part-time perché purtroppo più di tante ore non riesco a fare, perché con la mia malattia non riesco a fare più di tanto. Ok? Questo mese le dico cosa ho preso, perché lei ha detto che hanno aumentato gli stipendi. 500 euro. Signora, ma non del settore privato. Io con 500 euro cosa ci faccio? Devo pagare il mutuo, devo pagare le bollette, le spese condominiali. E siamo in due che lavoriamo. A fine mese ho il mutuo ogni fine mese, ho il mutuo ogni fine mese, che ogni volta mi ciuccia tutti i soldi, tutti gli ultimi soldi che abbiamo, e non arrivo a fine mese. E ho mio marito che lavora a Tecce di Piave, ha una macchina diesel, dato che dicono che bisogna cambiare le macchine, quelle elettriche. Non riusciamo a comprarci una macchina decente. Fa 30 chilometri ogni giorno per andare a lavorare a Tecce di Piave. Grazie Monica, molto chiara, ti ringrazio della telefonata. Monica, il problema è che non si può lavorare e rimanere poveri, Borgia, questa è la verità. Certo. Il problema, come ha detto Borgia, si sta cercando di fare qualcosa, ma purtroppo non è possibile che con due stipendi non si riesca più a sopravvivere, non a vivere, a sopravvivere. Per fortuna che ci sono questi empori solidali, sono tanti, e devo ringraziarli veramente tutti indistintamente, che stanno cercando di aiutare queste realtà. Perché cosa farebbero se no? Noi ad esempio poi vedremo anche quest'anno, vedremo anche il servizio a fine anno, cerchiamo di stare vicino alle famiglie più numerose, grazie al 5 per 1000, più numerose nel senso che hanno più bisogno di aiuto, quelle che veramente tocchiamo, che hanno realtà di essere aiutati, dando economicamente, perché qua che vuoi skei, Borgia, inutile che parliamo, che vuoi skei, se no non te va da nessuna parte, non ti curi, non mangi, non fai assolutamente niente. Come fa una famiglia lavorando in due non sopravvivere? Ma stiamo scherzando? Cosa è successo alla quarta potenza mondiale? Eravamo la quarta potenza mondiale e come dice Borgia, bisogna salire, è troppo facile passare il cerino all'ultimo governo e dire ma però giustamente la gente è stanca di aspettare. Perché? Perché non è vero che non ci sono i soldi, Borgia, i soldi vengono dirottati su alcune cose che veramente non sono necessarie, oppure con le guerre. Adesso per le guerre si trova sempre tutto, ma per dare risposte ai cittadini i soldi non ci sono mai e si colpiscono le fragilità e le fragilità si stanno ribellando. Non è possibile morire. Quando io sento un anziano che dice, diversamente giovane, pardon, meglio morire che vivere così, capisce bene che non si può continuare. Non è possibile non trovare posto nelle RSA. Non ci sono, abbiamo delle liste d'attesa incredibili, con dei costi altissimi che non si possono pagare. Prego, sentiamo invece anche Ferialdi e dopo Borgia. Ecco, queste fragilità, cosa dicono Ferialdi quando andiamo a trovare? Perché io so cosa dicono, voglio sentire anche lei. A mio parere sono state fatte delle scelte politiche sbagliate, ideologiche sbagliate e queste sono le conseguenze, l'abbiamo detto anche prima con l'ospite di prima, il professore, no? Sempre meno Stato e sempre più mercato. Questo siamo andati fino adesso. Adesso vediamo se con le elezioni americane cambia qualcosa, perché lo stesso problema c'era anche l'America, ce l'abbiamo un po' tutti. Forse dobbiamo tornare indietro a dare più Stato e un po' meno mercato, ma non il mercato per quanto riguarda le aziende vivono col mercato, vanno sostenute e vivono sul mercato ormai globale, quindi è una realtà. Ma non possiamo privatizzare tutto. Noi altri, diciamo, da Tangentopoli in poi abbiamo fatto delle scelte di mercato, delle scelte non nostre, abbiamo distrutto quello che era lo Stato, quindi la sanità, perché anche la scuola è un altro problema, perché non so, Montebelluna, ma da noi cominciano, come dicevo anche prima, a scarseggiare i bambini, magari non a Marghera perché abbiamo l'immigrazione, quindi dobbiamo chiudere le scuole, accorpare le scuole, dobbiamo fare delle grandi scelte.
Ecco, io spero che il governo attuale, i prossimi governi attuino queste grandi scelte, bisogna fare le grandi riforme su tutto, perché è lì che vengono fuori le grandi decisioni. E Sentiamo Claudio Boccia come commenta. Ha ragione, ma sul tema della natalità è 30 anni che attendiamo un grande piano della natalità, perché è inutile poi dare la responsabilità ai cittadini che non fanno figli, ma se le nuove generazioni riescono ad avere una stabilità intorno ai 30, perché in Italia è sempre stato così, abbiamo una mentalità per cui si cerca la stabilità, si compra casa di proprietà a 30-35 anni e poi si pensa a fare figli quando è troppo tardi. Quindi questo governo sta cercando di lavorare su un grande piano della natalità, ha già prodotto qualche ottima azione, ricordo che è stato uno di quei governi che ha sostenuto per esempio le madri lavoratrici, i padri lavoratori, stiamo cercando di sostenere le nuove nascite. È ovvio che però il focus è quello di cercare di riuscire a come dire, incentivare le nuove nascite e cercare di lavorare anche sul tema reale, perché oggi è inutile che ci nascondiamo. Oggi per realizzarsi prima dei 30 anni, ed è una cosa che è veramente lontana, perché negli anni 80, negli anni 70, a 20 anni, a 21 anni, a 22 anni avevi la tua stabilità, avevi la tua famiglia, compravi casa, facevi prima i figli e poi forse compravi casa. Ecco, è cambiato un meccanismo. Perché? Perché si ha paura del futuro. Ma dobbiamo lavorare anche su questo, dobbiamo cercare. Io quando sento storie come Monica, cioè io le vivo quotidianamente, perché la mia macchina, io ho una macchina da 10 anni, sempre la stessa, cioè non vivo, io ho un mutuo sulle spalle di 25 anni con mia moglie e siamo in due e lavoriamo, non facciamo, come dire, i signori, vita anzi, mondana. Appunto, per cui so benissimo e provengo da una famiglia, come dire, come tutte, che ha vissuto problemi come li hanno vissuti tutti. Quando mi dicono, io so quanto costa il pane, quando mi dice la signora, perché stamattina sono andato io a comprare il pane a casa, per cui mi rendo conto della situazione, ma è una situazione che non può, dobbiamo essere anche onesti, non può essere associata a questo governo. Questo governo in 2 anni deve riuscire a cambiare, come dire, la situazione generale. Però ci sta provando. Giorgia Meloni, vi assicuro che mette al primo posto, avete visto, mette al primo posto i cittadini e l'Italia. Antonio da Gagliarine, vai Antonio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo dire la mia situazione, no? Sì. Per via, come sono diabetico, no? Vai Antonio. Allora ho delle punture che devo prendere una volta alla settimana, no? Sì. Adesso non si trovano queste punture che mi faccio una volta a settimana, perché queste punture fanno dimagrire. Allora certa gente, quello che hanno i soldi, non sanno cosa fare, si comprano le punture per dimagrire. Ma questo serve. Me le hanno proposte anche a me, dico la verità, ma non sono ancora arrivato a tanto. A lui invece servono, ecco. povero. Vai Antonio. Allora dire che io non arrivano, non c'hanno a disposizione Conegliano all'ospedale e io devo fare a meno, e quelli che hanno i soldi se le compro, anche costa 70, 80, 100 euro, 4 punture. Ma è possibile una cosa del genere così? Hai capito che vuol dire? Grazie Antonio, hai fatto bene a fare anche la segnalazione, perché bisogna anche prendere queste segnalazioni, perché Antonio invece ha bisogno, non per dimagrire, ma essendo diabetico ha bisogno di queste iniezioni. Poi ci informeremo come mai, perché bisogna anche capire, ma soprattutto quello che traspare è questa lontananza da quella che è la realtà del territorio. Il territorio ha bisogno di servizi alla persona e questo è quello che manca. È una situazione veramente con un precariato che fa spavento. Io ieri ho trovato anche dei ragazzi
giovani, e anche loro dicono: Mirella, ci fanno fare stage, ma alla fine non abbiamo niente in mano, non sappiamo neanche più chi siamo e cosa facciamo, perché non facciamo niente, alla fine non impariamo niente. Certo. Ecco Ferialdi, ecco, questa attenzione invece ai giovani, ai diversamente giovani, come si fa? Investendo nelle famiglie, ma come ha detto giustamente Claudio Borgia, non è così semplice, perché si dice sempre lo Stato, ma lo Stato siamo noi, il governo è un'altra cosa, e non è neanche facile cambiare un sistema che è marcio, no malato, il sistema è marcio perché non si è fatta prevenzione prima, non si è investito su dove si doveva investire. Prego Ferialdi. Il discorso era appunto prima la carenza dello Stato, e giustamente, come dici tu, la gente confonde Stato con governo, e già questa te la dice lunga. Lo Stato siamo noi, lo Stato sono le istituzioni ed è il rispetto delle istituzioni, cosa che è mancato in questi 20-30 anni, anche questa cosa. Poi c'è un altro discorso: questa è una società che cambia, è una società cambiata, è una società mutata. Qui è cambiato il paradigma su cui si fonda la società. La famiglia non è più il riferimento per quanto l'abbiamo concepita noi, perché se noi andiamo a analizzare dati alla mano, i dati dell'Istat, quindi dati reali, la prevalenza sono le famiglie monocomponente, oppure quelle famiglie, quelle donne che si trovano sole con il figlio. Questa è la realtà. Sono numeri importanti, però io non vedo nessuno che tenga conto di questa modifica, se no forse il mercato che ti fa i pacchettini più piccoli, e quindi noi stiamo andando verso una società di single, una società sempre più anziana, perché io rappresento la parte più larga, perché io ho 53 anni, tra i 53 e i 60 anni siamo la parte più larga della piramide demografica, e sotto non abbiamo nessuno. Non solo perché non sono state fatte, come giustamente diceva il vice sindaco Borgia, delle politiche per la famiglia rispetto a Germania e Francia, con le quali l'Italia si deve paragonare numericamente. Paesi del nord, perché noi siamo allo 0,9 e 0,9, mentre loro sono 1,4, 1,6. Non sono numeri che colmano, non riesci nel giro dei pochi anni a colmare le nascite, anche se cominci a fare una politica, ma bisogna fare la politica per la famiglia, perché abbiamo il problema della natalità. Però attenzione, la società del singolo è un altro paradigma sul quale riflettere. Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella, buongiorno anche agli ospiti. Siamo alle solite, noi parliamo, ma chi veramente ha fatto disastri è la burocrazia. Io non lo so. Io quando andavo a lavorare il mio stipendio era tassato, e lo ripeto 150.000 volte finché campo, era tassato al 16%. Io facevo per l'operaio, già a 20 anni ero operaio e prendevo una barca di soldi in officina meccanica, e diciamo la verità, ero libero di fare quel che volevo. Volevo sposarmi, mi sposavo. Volevo stare scapolo, ero libero, perché comunque io prendevo una barca di soldi. Purtroppo è aumentata la burocrazia. Purtroppo noi adesso paghiamo il 27-30% di tasse. Quindi noi parliamo per niente. L'unica cosa che sarebbe da fare è fare una rivoluzione culturale, perché io non ho bisogno del politico, il politico ha bisogno di me, sono io che pago il politico. Ma perché noi ci mettiamo in testa che siamo noi che abbiamo bisogno dei politici? Che sono loro la causa di questo male, sono loro, Dio santo. È quello che voglio dire, bisogna avere una rivoluzione culturale, far capire a chi c'è a Roma che tu hai bisogno di me, non io ho bisogno di te. Ma finché noi siamo un po' di pecore che pensiamo che siamo noi che abbiamo bisogno di loro, ma se facessero... loro non devono fare niente, loro devono sapere gestire i soldi che noi paghiamo di tasse, e se non lo fanno a casa calci nel sedere, come diceva Pertini,
che se diciamo il politico non fa quello che vuole il popolo, va bastonato. Grazie Antonio, ho sentito le riflessioni, è un cittadino arrabbiato da nord a sud, da est a ovest, ma non è facile, anche come diceva Claudio Borgia, cambiare in poco tempo questo sistema incancrenito e marcio. Però quello che stanno facendo le associazioni, e noi questo adesso lo diciamo anche con Claudio Borgia che ha ascoltato questo appello che viene dai genitori che hanno perso i loro figli in tragici incidenti, che hanno deciso invece di rimboccarsi le maniche e di iniziare a farsi ascoltare, facendo questa raccolta di firme per mettere l'airbag obbligatorio nelle motociclette, perché dicono chi solo ha perso un figlio sa di cosa stiamo parlando. E siccome la grande tecnologia e la ricerca ha fatto sì che questo airbag ci sia, ecco perché non farlo diventare obbligatorio e non solo che il solito noto perché ha soldi possa difendere la propria vita. Allora noi domenica, grazie devo dire a Claudio Borgia, all'assessore Favaro e anche al sindaco di Montebelluna Bordin che ci darà questa possibilità, ci saranno queste associazioni che raccoglieranno le firme, pensate sono i vigili del fuoco, ci sono i paracadutisti, ci sono i familiari delle vittime, tante associazioni che vogliono far sentire la loro voce. Capite che qualcosa si sta cambiando, però devi essere ascoltata, perché se non ci danno le piazze noi non possiamo andare. E allora abbiamo cercato di unirci a questo grande raduno, il 30° raduno delle Vespe, che ringrazio veramente sia Dino che Dario, che sono quelli che hanno promosso questo evento incredibilmente grande per far sì capire e sensibilizzare la cittadinanza su questo importante strumento che è l'airbag obbligatorio. Andiamo a vedere. Allora sentiamo Claudio Borgia cosa ne pensa e perché hanno aderito a questa raccolta firme per essere portata poi a livello europeo, perché penso sia una cosa dovuta a questi genitori, perché quando perdi un figlio perdi la vita. Prego Borgia. Intanto ti sei dimenticato un ringraziamento, lo faccio io a te, grazie, perché tu sei una donna caparbia, anzi volevo dirti che prima o poi ti chiederò di candidarti da qualche parte. No, io sto bene perché così, tu sei per una carità. veramente... che quando si prende a cuore qualcosa va fino in fondo finché non riesce a portare a casa il risultato, e questo veramente è come dire, per un politico è uno delle doti più importanti che possa avere. Detto questo, noi abbiamo accolto ovviamente la tua richiesta, perché era una richiesta di Andrea giusta, Dan, soprattutto, ovviamente poveretto. insomma, di Andrea e soprattutto delle associazioni, perché credo che questa sia, come dire, una proposta di civiltà, e noi ovviamente siamo a sostegno di proposte come questa, importanti, che possono salvare delle vite. Quindi anche l'informazione, anche dare la disponibilità, anche dare il suolo pubblico della propria città per fare una battaglia di civiltà, secondo me è una cosa importante e fondamentale. È ovvio che è stato possibile anche e soprattutto perché il sindaco ha creduto, il sindaco Bordin ha creduto in questa iniziativa,
iniziativa, l'assessore Favaro, insomma, che in questa settimana ha cercato di trovare, insomma, la possibilità in poco tempo di dare il suolo pubblico, insomma, di fare tutto e di superare anche quella burocrazia che a volte, no, perché bisogna anche dire questo, insomma, non è facile, e speriamo che domenica ci sia un sole splendente, che ci sia tanta gente e che si possa capire. Abbiamo mandato la letterina su, ci sarà il sole, abbiamo mandato un po' più fresco, ma abbiamo mandato la letterina e noi siamo ascoltati. Quindi le vespe insomma saranno contenti, i proprietari delle vespe anche, le famiglie, le associazioni secondo me riusciranno a fare breccia nei cuori di tanti, di cittadini e cittadine, quindi sarà un mix perfetto. Però Claudio Borgia, lei si deve impegnare e domenica glielo diranno, perché questi genitori vorranno dare queste firme che raccoglieranno in tante città. Siamo in collaborazione anche con i familiari vittime delle strade a livello nazionale, l'abbiamo avuto l'altro giorno in trasmissione, anche loro si uniranno in questa raccolta firme perché vorranno consegnarle a Giorgia Meloni. Siccome Giorgia Meloni ha detto Giorgia, sono una di voi, queste mamme hanno detto lei è una mamma, è una di noi e noi vogliamo dare queste firme. Andremo a Roma, non serve che Giorgia Meloni, la Premier, venga nel Veneto, però andare a Roma una delegazione e portare queste firme, perché loro dicono lei è una mamma, deve capire cosa stiamo passando noi e perché facciamo questo, e vedere genitori che con un lutto del genere si rimboccano le maniche per la comunità e per gli altri, guardate che è tutto dire. Ferialdi, poi chiudiamo. Sì, no, devo ringraziarvi per questa iniziativa, perché è il discorso che facevamo prima, si tratta di politica attiva, si tratta di ricostruire un rapporto forte tra il cittadino e la politica, e questo è l'esempio chiaro. Anzi, io lo appoggio a pieno, se volete venire a Marghera, comunque al nostro comune, si può allora appoggiare. Il prossimo giro faremo... Si può appoggiare, perché io penso che anche il sindaco Bognaro appoggi anche questa cosa. Ma poi quando ti chiama Mirella, tu non puoi dire di no. Diciamolo a tutti gli amministratori, se ti chiama Mirella, sull'attenti bisogna dire di sì, punto. Perché fa battaglie giuste, questo è il principio, fa battaglie giuste che non fa nessuno. Ecco. Grazie a Alvise Ferialdi, Presidente Associazione Buongiorno Marghera, grazie veramente a Claudio Borgia, Vice Sindaco del Comune di Montebelluna, Segretario Provinciale Fratelli d'Italia, siete stati con noi, perché la politica ha bisogno di noi, ma noi abbiamo bisogno anche della politica, perché sennò non andiamo da nessuna parte, però deve essere proprio assolutamente il buon senso e capire perché ci si muove. Grazie, pubblicità. Grande successo per la 38esima edizione della WIT e Venice Marathon dedicata a Marco Polo, con numeri record come i 17.500 partecipanti da tutto il mondo. L'Etiopia ha dominato la gara più lunga sui 42 km da Stra-Venezia, sia in campo maschile che in quello femminile. Primo degli italiani l'azzurro Ahmed Ouda, settimo assoluto, mentre tra le donne la nostra Sara Carducci si è piazzata al quinto posto. Una grande emozione vedere tutti questi atleti che provengono da tutto il mondo, una manifestazione sempre più importante che rappresenta la punta di diamante del circuito delle maratone del Veneto, un evento di grande promozione della nostra regione. Lo sport è anche questo. L'edizione è davvero bella, ci ha graziato anche il tempo che non ha piovuto, insomma, nonostante fosse umido, però tantissime persone, soprattutto ho notato tante persone lungo il percorso, sia correndo ma anche guardando le immagini, e devo dire che c'è stato davvero un grande entusiasmo. Ci dà ulteriore responsabilità per il futuro, perché capiamo di essere un grande evento sportivo, ma anche di essere diventata una realtà importante in termini promozionali, economici, e questo è molto bello, ma è anche molto impegnativo. L'obiettivo principale era divertirmi, godermi la prima esperienza sulla maratona. C'ho ancora tanto da imparare, visto che è la prima, però nonostante tutto sono soddisfatto. 2/3 della gara l'ho corsa tutta da solo,
con un po' di vento anche in faccia. Bellissime sensazioni e sto bene. Dopo 2 anni che non mi rialzavo, ho avuto un grande 2021, 2022-2023 orrendi, 2024 ho iniziato zoppicando, adesso mi sto riprendendo e la ruota sembra che gira. Ed è con noi Piero Rosa Salva, presidente Vela Venice Marathon. Grazie veramente Presidente di essere con noi per spiegare questo evento in una città unica. Evento unico in una città unica. Perché come si può non parlare di un evento unico quando si svolge in una città come Venezia? Saluto anche Maurizio Framba, Presidente Federconsumatori di Verona. Grazie anche a lei Presidente Framba di essere qui. Allora inizierei proprio dal Presidente Salva. Cosa è successo per avere tutti questi numeri? Avete sentito che numeri sono riusciti a fare, ma soprattutto l'immagine, la partecipazione, la condivisione di questa Venice Marathon. Prego Presidente Salva. Sì, il nome esatto è Rosa Salva perché abbiamo un nome doppio con 2 e rosa anche la maglietta di quest'anno, ma non è per il mio nome, è rosa perché è il colore basico del nostro principale sponsor, il title sponsor, la Wizz Air e compagnia aerea, e poi c'è l'immagine di Marco Polo, oltre che il marchio della Homa che è lo sponsor tecnico. Quest'anno infatti la maratona era dedicata a Marco Polo, il nostro grande concittadino che 700 anni fa è morto dopo aver fatto quelle cose incredibili che ha fatto. Cioè pensate che maratona ha fatto Marco Polo andando in Cina a quell'epoca, no? Altro che. No, comunque grazie, io sono felice di essere qui, è sempre un piacere essere qua da questi schermi e saluto i telespettatrici, i telespettatori e ringrazio naturalmente tutti voi. Ma allora, noi siamo molto orgogliosi della Venice Marathon. Presidente, io la fermo un attimo. È nata 40 anni fa, quindi. Perché ho detto Presidente Salva? Perché se dicevo subito rosa, sembrava come che poi lui faceva vedere la maglietta e se ho detto Salva, perché poi veniva fuori la maglietta rosa, perché rosa porta fortuna. Ecco, rosa Salva. Ho un cognome che mi diverte molto. È un cognome che le diverte molto, no, ma lei è stato anche ma lei è stato anche uno sportivo importante. No, ricordiamo anche il Presidente Piero Rosa Salva come sportivo. Cosa ha fatto? Parliamo di preistoria, per cui credo che non possa interessare molto, anche perché lo sport evolve, per cui i risultati che facevo io ero un buon saltatore in alto all'epoca, saltavo un paio di metri con i vecchi stile ventrale si chiamava, non si saltava con la schiena come adesso Tamberi e tutti quanti, ma vi era un altro stile, si scavalcava l'asticella con la pancia, ovviamente tecniche diverse, materiali diversi e misure diverse. Comunque non ha importanza, non siamo qui a parlare di me, anche se il mio passato sportivo è stato utile perché mi ha fatto capire, specialmente i salti in alto, vedete, è una specialità che ti mette di fronte non tanto a un avversario col quale sgomitare o col quale correre in una corsia piuttosto che un'altra, ma ti mette di fronte a questa asticella, no? questo ostacolo da superare, e la gara consiste nell'alzare l'asticella fino a che non si sbaglia. Quindi è un po' una metafora della vita, no? Nel senso che mi ha insegnato che bisogna porsi obiettivi anche ambiziosi e cercare di superarli. Così 40 anni fa con alcuni amici, che erano tutti dirigenti sportivi della Federazione di Atletica Leggera come me, abbiamo visto che nel mondo cominciavano a esserci queste maratone. Parliamo di, ripeto, 40 anni fa. Orlando Pizzolato ha vinto a New York, la prima maratona di New York, e ha vinto un italiano, poi ancora l'ha rivinta. Insomma, c'erano dei grandi atleti italiani, Bettiol, che è di qui vicino a noi, Gelindo Bordin, che ha vinto le Olimpiadi nell'88, però non c'era in Italia una grande gara internazionale. Allora col presidente di allora italiano internazionale Primo Nebbiolo, che ricordiamo che è scomparso da 25 anni ormai, ma è stato un grande dirigente dell'atletica e dello sport, abbiamo detto proviamoci, e proviamo nel modo più spettacolare del mondo, cioè Venezia. E allora ci siamo messi al lavoro, abbiamo concepito questo progetto e abbiamo dovuto immediatamente scegliere che percorso, perché si poteva arrivare a Venezia, anzi si doveva arrivare a Venezia, però bisognava arrivarci, e la maratona, come sapete, è 42 km e non potevamo certo farli girando per le calli di Venezia. Quindi abbiamo scelto alla fine la Riviera del Brenta, con le sue spettacolari ville venete, con la sua gente accogliente, con le sue città meravigliose. Partiamo da Stra, davanti alla grande Villa Pisani, la più importante forse
della Riviera del Brenta e delle Ville Venete. Dovremmo avere anche le immagini. Beh, prego. speriamo, perché vale la pena. Poi passiamo per Fiasso d'Artico, quindi partiamo da Stra, Fiasso d'Artico, Dolo, Mira, poi entriamo a Marghera, Mestre, Venezia, insomma è proprio una maratona. E questo percorso bellissimo non solo nella parte finale, perché come si vede dalle immagini la partenza da Strada alla Villa Pisani è altrettanto spettacolare, è veramente molto bella, e voglio solo dire che le principali maratone del mondo si corrono in grandi città e molto spesso hanno gli ultimi chilometri molto belli, grandi città, capitali europee e mondiali, però i primi 40 chilometri sono magari in periferia, in mezzo alle fabbriche, in mezzo a casermoni anonimi o in mezzo alle campagne. Forse la Venice Marathon è anche l'unica da questo punto di vista, non solo perché arriva a Venezia, ma perché la prima metà è in Riviera del Brenta e tutti sappiamo che è un percorso meraviglioso. E questo è anche un segreto di questa crescita. In 38 anni, perché 38esima è stata l'edizione, siamo passati da 780 partecipanti del primo anno ai 17.000 di quest'anno e avanti così, andiamo avanti. Allora, il presidente Piero Rosa Salva, che è un modesto, avete sentito, ha detto non dobbiamo parlare di me. No, caro Presidente, io parlo proprio di lei perché tutto è nato grazie a lei. E perché? Perché lei era uno sportivo. Certo. Aveva capito l'importanza dello sport e portarlo all'esterno di quello che può essere la solita storia, sì, certo. E coinvolgere tante persone. E questo è dovuto alla sensibilità che ha avuto questo uomo, poi ha ricordato anche il Presidente Nebbiolo, perché bisogna anche crederci nei progetti perché sì, poi si realizzano. Certo. E lei ci ha creduto, però la storia è questa, perché per conoscere la storia bisogna partire dalla radice. Va detto che non ero solo, eravamo non un era solo, di l'ha detto, però l'idea... Quindi insomma ci abbiamo messo in tanti. Certo, lo stimolo iniziale, la visione è venuta principalmente da Nebbiolo e da me, ma ripeto, molti altri, Vabbè, comunque la partenza è così. Bene, allora, bene, se ognuno capisce... Però appunto non è una cosa così, non si può né concepire né costruire da soli. È vero, ha un inizio e l'inizio bisogna conoscerlo, perché sennò non si sa da dove è partita questa Venice Marathon. Certo. Allora sentiamo anche Maurizio Framba, invece parliamo di asticelle, questa asticella che si alza sempre di più per il consumatore, l'abbiamo sentito anche prima, con 2 stipendi non riescono più neppure a farsela. Ecco, cosa sta succedendo? Questi aumenti però che non bastano, perché è inutile che mi aumenti la pensione, qualcosina o lo stipendio se poi trovo aumentato tutto quanto. Com'è la situazione del suo osservatorio, Presidente Framba? Buongiorno e grazie dell'invito intanto. Mi sembra che l'asticella sia una metafora corretta, perché chi mi ha preceduto è uno sportivo e quindi aveva da fare quella sfida e saltarla l'asticella. Per il consumatore è un'asticella impossibile da superare, perché quotidianamente noi come Federconsumatori a Verona, ma anche a livello nazionale, verifichiamo come l'andamento dei prezzi, io ho i dati anche ufficiosi per quanto riguarda il mese di ottobre, il dato Istat elaborato a livello centrale, evidenziano come soprattutto per i generi alimentari i prezzi continuano ad aumentare, mentre le entrate che servono per comprare non sono all'altezza. Non abbiamo avuto negli ultimi periodi aumenti economici per pensioni e per lavoratori dipendenti che siano in grado di dare la possibilità di far fronte a quelli che sono gli aumenti, soprattutto del carrello della spesa, nonostante l'inflazione si sia ridotta moltissimo rispetto a un anno fa, l'ultima volta che ci eravamo visti, perché l'inflazione viaggia, la media, intorno allo 0,9-1%, però dentro il dato reale c'è tutto il pezzo che riguarda il carrello della spesa e altri beni, quindi la spesa quotidiana, per capirci, che è 3 volte tanto, addirittura in alcuni casi 4 volte tanto. Allora, Presidente Framba, c'è qualcosa che preoccupa i nostri imprenditori, che sono quelli che veramente abbiamo sentito dal nuovo Presidente dell'America, Donald Trump, che sono i dazi. Attenzione, perché se metterà i dazi sarà un problema a livello europeo e noi ne pagheremo le conseguenze. Lei, da questa importante angolazione dove si trova, come vede la situazione, e c'è questo timore?
Sì, il timore c'è perché evidentemente, almeno nella campagna elettorale, quanto detto da Trump è quello di fare una politica a difesa dei prodotti, dei propri prodotti, dei prodotti americani. Per un paese come il nostro, che è un paese esportatore, nella stampa di questi giorni si evidenziava come i primi beni che saranno colpiti sono sicuramente il vino, per capirci. È chiaro che la politica dei dazi avrà come stanno facendo per esempio con la Cina, avrà delle ripercussioni anche nel nostro paese. Questo sta a significare che un rischio reale di quelli che sono i prezzi si possa realizzare, quindi l'aumento dei prezzi vuol dire aumento dell'inflazione, vuol dire aumento delle difficoltà per quanto riguarda i consumatori e le famiglie che consumano. Noi siamo preoccupati di questo, perché la risposta vera dovrebbe essere quella delle maggiori entrate per quanto riguarda logicamente, come dicevo prima, stipendi e pensioni, ma i segnali, o meglio non i segnali, i dati che noi abbiamo sono quelli che non ci sono entrate sufficienti. Le stesse pensioni, avete visto che nei provvedimenti governativi che sono in discussione in Parlamento in questi giorni, l'aumento delle pensioni minime è stato di 3 euro al mese. Gli aumenti contrattuali, almeno quelli che noi stiamo monitorando, non sono stati all'altezza di quelli che sono stati gli aumenti dei prezzi. E bisogna inventare, scoprire qualcosa, insomma, rispetto all'andamento dei prezzi e quelli che sono l'aumento delle retribuzioni e pensioni, perché altrimenti il consumatore, il cittadino consumatore che lavori o che sia pensionato non ce la fa, aumenta. Il ceto medio è finito, non esiste più in questo paese il ceto medio, la povertà aumenta, basta leggere i dati della Caritas e altro, quindi sicuramente un'associazione che non fa, passatemi il termine, politica di parte, insomma, lavora su dati reali. La situazione è complicata. Se la politica dell'America sarà quella dei dazi, sicuramente ci saranno conseguenze molto pesanti, non soltanto in Italia, ma in molti paesi per quanto riguarda l'Europa. Grazie Presidente Framba per la chiarezza, però quello che qualcuno pensa a questo mondo, che è il mondo che non ce la fa, il mondo anche della povertà, e sono anche queste associazioni, anche sportive, perché quando si fanno anche queste maratone c'è sempre la solidarietà a fianco. Ecco, vedete che c'è sempre un filo conduttore che collega. Io mi muovo, faccio qualcosa di importante, però cerco di aiutare la solidarietà. Cosa fa Venice Marathon, Presidente Rosa Salva? Devo dire che Venice Marathon, come tante altre naturalmente, ma con grande impegno, da sempre ha abbinato all'evento sportivo, agonistico o amatoriale che sia, dei messaggi di promozione che erano sostanzialmente di 3 tipi. La promozione sportiva innanzitutto nei giovani, e quindi noi abbiamo un grande progetto che sono le Family Run, che durante tutto l'anno noi facciamo delle corse per le scuole di pochi chilometri, nelle quali sensibilizziamo i ragazzi sulla necessità di fare sport con la collaborazione delle scuole in tutta l'area metropolitana veneziana e oltre, e poi un grande progetto che portiamo avanti assieme a Rotary Club International, che è quello dell'abbattimento dell'eradicazione della poliomielite nel mondo. Allora queste Family Run hanno come messaggio End Polio Now, finiamo e chiudiamo il contagio di poliomielite con le vaccinazioni. Poi vi è una promozione turistica, turistica buona, perché il runner, lo sportivo, è un buon turista, perché non è uno che viene, morde, fugge, sporca, fa e va via. Chi fa queste manifestazioni necessariamente deve dormire nel luogo dove gareggia la notte prima, la notte dopo, perché sono gare molto impegnative, molto pesanti. Non è una partitina a tennis come quella che facciamo noi e andiamo via. Quindi, per esempio, dati importanti ci dicono che Venice Marathon lo scorso anno ha portato sul territorio di riferimento oltre 10 milioni di euro di indotto, di cui tutto sommato solo 1/3 nella città di Venezia, che può darsi non abbia neanche tanto bisogno, voi direte, però è significativo che molto di questo indotto economico è andato nella cintura attorno a Mestre e dintorni, ma anche fuori, verso Padova, Riviera del Brenta. Quindi abbiamo una ricaduta economica e promozionale. Uno viene per correre la maratona, scopre che un posto è bello e magari ci ritorna poi con calma con tutta la famiglia. E infine arrivo alla risposta,
che non voglio eludere, noi siamo molto orgogliosi della terza attività promozionale che facciamo, che è quella solidale, nel senso che a parte le Family Run con i Rotary, ma noi abbiamo una piattaforma che è internazionale, che si chiama Rete del Dono, che coagula queste iniziative e che consente a chi partecipa a queste attività di scegliere una associazione, un ente benefico o di ricerca al quale devolvere una piccola cifra. Noi abbiamo quest'anno superato il nostro record, abbiamo superato i 150.000 euro di raccolta fondi solidali e questo è un bel segnale, direi, perché dà la sensazione che i maratoneti sono persone che amano il proprio ambiente, amano la propria attività sportiva, ma sono anche molto sensibili a questi temi, questo ci rende molto orgogliosi. È che perché, dicevo prima al Presidente Rosa Salva, Venice Marathon, Veneti schiacciati dalla crisi, magari una goccina anche a noi non sarebbe male, visto che prendiamo tutto il Veneto. Il Presidente Rosa Salva sorride perché ha già capito, però l'importanza di aiutare è fondamentale, è un momento veramente, guardate, terribile. Io dico anche al Presidente Framba, io ieri ho tenuto, era aperto l'emporio solidale che abbiamo all'interno della provincia di Treviso, pensi Framba, l'unico ente, cioè l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia, perciò penso sia un fiore all'occhiello che qualcuno dovrebbe tenere in considerazione. Però quello che rammarica è vedere le famiglie che lavorano in due non ce la fanno, Presidente Framba, è quello che mi preoccupa, 2 stipendi e non ce la fanno e non possono aspettare in eterno perché il mutuo, l'affitto lo devono pagare, devono vivere, devono pagare le bollette, spostarsi con la macchina se ce la fanno per andare al lavoro. Ma cosa sta succedendo, Presidente Framba? Sta succedendo quello che diceva lei e che diceva anche Rosa Salva. In realtà è vero, la solidarietà e il volontariato sono cose estremamente importanti, sono fondamentali perché dimostrano anche un'attenzione verso il prossimo, però dobbiamo spostare il ragionamento a qualcosa di più concreto. Il dato vero è che c'è un pezzo del mondo, un pezzo di cittadini che hanno una condizione di vita dal punto di vista economico che continua a peggiorare. Come diceva lei, famiglie con doppio reddito non ce la fanno. Guardate, anche i provvedimenti che stanno dentro la legge finanziaria per il 2025 non danno un segnale positivo, alternativo rispetto a queste problematiche. C'è un peggioramento. Adesso io richiamo per esempio il pezzo per quanto riguarda la sanità, perché noi logicamente abbiamo lamentele anche su questo pezzo per quanto riguarda i ritardi nelle visite eccetera. Sono dati che ormai tutti conoscono, che anche nel Veneto stanno evidenziando una certa preoccupazione. La scuola, sono tutti argomenti che evidenziano, come potremmo dire, che ci sono servizi che non funzionano, che sono costosi, che insieme a quello che noi monitoriamo con maggiore attenzione, che è quindi l'andamento dei prezzi, tra le tante cose che facciamo, portano a dire che le famiglie con doppio reddito, redditi normali, non sono in grado di arrivare a fine mese. Non voglio estremizzare, poi ci sono anche situazioni logicamente che possono tenere sotto controllo tutto quanto, ma la realtà di questa società io credo che sia una conseguenza Presidente Framba, i famosi 6 milioni di poveri che qualche industriale non ha capito, ha detto non riesco a capire dove sono questi poveri, forse non ha capito che i poveri sono quelli che lavorano ormai anche con 2 stipendi. Ecco, questi fanno parte dei 6 milioni di poveri. La interrompo un secondo perché abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Vai Claudio. Pronto? Mi sente? Sì, adesso ti sento Claudio, prego. Allora, abbiamo il discorso dell'amministrazione Obama, che anche altre amministrazioni americane proponevano gli scambi commerciali tra popoli. Poi è arrivato il 2017 Trump e si è ritirato dal TPP, che era un sistema di commercio più privatizzato tra popoli. Non sono d'accordo che la cosa diventi privatizzata, selvaggia, perché so che volevano anche togliere
la tutela dei NAS, esempio in Italia, però il discorso di commerciare con altri popoli, con Trump che si è ritirato, è venuto meno ed è difficile commerciare con altri popoli, perché c'è chi mangia pane e acqua, c'è chi fa una vita più agiata, e mettere d'accordo queste cose. Allora il problema nel commercio mondiale è andare d'accordo, ma nel momento in cui uno come Trump si ritira e non vuole più saperne almeno del TTIP, sbagliando anche, fanno la cosa giusta, e ci troviamo comunque che è un settore delicato, complesso, e non c'è un futuro. Con Obama almeno un po' di futuro c'era. Buona giornata signori. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Claudio Marano Vicentino, però ritornando alle famiglie e alla povertà, il problema è che, Presidente Rosa Salva, colpiamo anche questi ragazzi che non possono permettersi di fare sport. Lo sport costa, adesso anche il calcio costa, e noi cosa facciamo? Io penso che si dovrebbe molto investire proprio sulla scuola e sullo sport, perché lo sport salva la vita, questa è la verità, e noi dobbiamo dare la possibilità a tutti i ragazzi di fare sport, di avere palestre, perché diciamoci la verità, sono il nostro futuro questi giovani, e se no, quei pochi che abbiamo, se non li accompagniamo in percorsi educativi importanti come può essere lo sport, non andiamo da nessuna parte. Secondo lei, ecco, ritorniamo sempre invece allo sportivo, che a me piace tanto, rispetto a una volta dove c'erano gli oratori, c'erano tanti campi da calcio, c'erano tantissime cose anche nel piccolo. Adesso abbiamo tanto, ma abbiamo poco, tutto chiuso, tutto a pagamento. Dove vanno questi ragazzi? Io ho sindaci che dicono: io non ho neppure una palestra nel mio comune. Quanto importante è invece investire nello sport, Presidente Rosa Salva? Beh, ovviamente sono questioni che hanno una dimensione strategica complessa. Io ho avuto anche degli incarichi nel CONI Veneto e nelle federazioni sportive che ho frequentato. Ma devo dire, naturalmente il Veneto da questo punto di vista è una regione comunque privilegiata nella media nazionale, perché grazie al cielo ha avuto una classe dirigente sensibile più di altre, forse ha avuto anche però una spinta forte dalle famiglie, c'è una cultura sportiva, noi veniamo da una storia che è quella del Triveneto, dove si è fatto sport e dove sono nati un po' alcuni sport. Pensiamo che la Federazione Ginnastica d'Italia è nata a Venezia, per dire, con quel famoso Costantino Reyer che poi è diventata anche la famosa Reyer. Cioè noi abbiamo tutto sommato una attività e un'impiantistica mediamente migliore, ma soprattutto abbiamo uno straordinario volontariato, abbiamo il terzo settore che ovviamente è presente nel sociale, nella cultura, nell'assistenza, anche nello sport, abbiamo migliaia, decine di migliaia di famiglie di società sportive che lavorano. Diciamo che da noi l'avviamento allo sport è più maturo, è più sensibile, e indubbiamente le politiche potrebbero essere state nel passato, vi è stata una grande trascuratezza, indubbiamente. Certo, l'Italia dei miei genitori usciva dalla guerra, aveva altre priorità, voi direte, però vi è stato anche un errore culturale, perché si pensava che lo sport, siccome il fascismo usava lo sport come propaganda, vi è stato un periodo in cui lo sport era visto quasi con un sospetto, poi si è capito che lo sport non ha politica, non è politica, ovviamente qualcuno lo usa, ma non è così. Quindi negli ultimi tempi, voglio dire, un segnale è anche questo governo ha per la prima volta un ministro dello sport che effettivamente abbiamo visto sta muovendosi. Poi le risorse sono quelle che sono, i problemi sono enormi, però devo dire che soprattutto qui nel Veneto abbiamo un impegno forte della regione, dei comuni. Io per esempio la Venice Marathon non potrei farla se non ci fosse una straordinaria organizzazione nostra, per carità un bel team, però mai come in questi ultimi anni io ho avuto dalle istituzioni pubbliche, le amministrazioni comunali, la città metropolitana e la regione un supporto, ma soprattutto un supporto anche di consenso, di collaborazione, di sensibilità, perché queste grandi manifestazioni hanno bisogno di una coralità. Pensate alla sicurezza, c'erano il giorno della maratona, va bene, circa 17.000 persone che correvano nelle 3 distanze, 10 km, mezza maratona
maratona e maratona tra tutto il territorio, ma c'erano 2000 persone, tra 1000 circa volontari nostri, proprio volontari di base, boy scout, studenti delle scuole, nostri tesserati, appassionati, eccetera, e 1 migliaio circa tra forze dell'ordine, protezione civile, vigili del fuoco e assistenza sanitaria, ovviamente tutto coordinato da prefettura, questura, eccetera. E le forze dell'ordine e il volontariato hanno dimostrato una grande coesione. Ecco, io penso che se riuscissimo a esportare questa grande concordia, questa spinta morale, etica direi quasi, su altri piani e su altri temi, certamente le cose andrebbero meglio, però ovviamente qui io mi fermo perché la mia competenza è limitata e da parte dello sport però vi è una spinta forte su questo. Anche, ripeto, le cose che facciamo con le scuole, questo messaggio forte alle famiglie. Ai miei tempi la vita di un ragazzino, di un bambino era fissata su 3 zampe, la tavola aveva 3 zampe, la famiglia, la scuola e la parrocchia, il patronato, la chiesa, comunque diciamo, vabbè. Oggi indubbiamente questi 3 pilastri educativi, tutti e 3 hanno le zampe un po' in difficoltà, perché le famiglie sappiamo come sono, purtroppo talvolta i problemi creano difficoltà nella gestione familiare e appunto, come è stato detto, di fronte ai problemi magari non è lo sport il primo pensiero di un genitore, o magari di 2 genitori separati che la pensano diversamente, che magari il bambino, uno vuole che faccia sport, uno no. La scuola ha 1000 altri problemi e indubbiamente in Italia paghiamo questa scarsezza di attività sportive. Sentiamo come commenta il presidente Framba questa famiglia che non sa più, ecco, come parare i colpi, questa famiglia anche molto divisa, questi ragazzi che però non hanno colpa. Io non devo essere fortunato come ragazzo, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, e a mio avviso lo sport dovrebbe essere una cosa di diritto, deve essere fatta dagli asili, iniziare dagli asili, non solo dalla quinta elementare. Però siamo sempre di fronte ai costi, tutto costa, ma vale di più il business o la salute pubblica, e qua rientra lo sport, ma ha un costo. Prego, presidente Framba. Sì, continuiamo, è il famoso l'asticella, continuiamo a girare intorno al problema dei costi. Guardate, nei provvedimenti governativi c'è un taglio fortissimo a quelli che sono gli enti locali. Vuol dire che alcuni tagli vengono decisi a livello centrale e non si danno soldi a livello periferico, che vuol dire regione e comune. È chiaro che la regione comune o altri enti che non hanno questi introiti sono costretti a ridurre i servizi. Nei servizi ci sono anche, per esempio, palestre pubbliche e altro. Vi riporto solo un dato, perché Rosa Salva diceva è una priorità fare l'attività sportiva, e diceva anche che nelle sue origini, anch'io quando ero ragazzino lo sport lo facevo per strada, facevo anch'io salto in alto con il sistema ventrale come Rosa Salva, scusi. Però il dato vero è questo, che di fronte a una situazione di difficoltà la famiglia anche oggi taglia quello che non è, che può sembrare superfluo. Guardate che cultura e sport sono spesso viste nelle famiglie dove ci sono difficoltà attività secondarie. Vi riporto solo un dato, perché finché interveniva l'altro interlocutore, sempre dato Istat, servizi ricreativi sportivi fruiti come praticante, cioè le palestre per capirsi, rispetto all'anno scorso hanno avuto a livello nazionale un aumento medio del 20%. Allora questo 20%, se non lo copri con degli introiti che ci sono nella famiglia, cosa diventa? Diventa una rinuncia. È chiaro che prima di rinunciare al carrello della spesa, cioè alla spesa quotidiana, alla frutta, alla verdura, eccetera, all'interno di una famiglia non si tagli questo. E non va bene. Però qual è l'alternativa? L'alternativa per far fronte a queste cose, guardate l'altro taglio di quelli che vengono considerati beni secondari, quello della cultura, che non è un bene secondario, che sia chiaro almeno dal mio punto di vista, è chiaro che viene fatto un taglio, perché però l'alternativa è solo una:
aumentare quelli che sono gli introiti, e per aumentare gli introiti bisogna aumentare quelle che sono le rivendicazioni, cioè quello che deriva per quanto riguarda il lavoro, cioè le buste paga e le pensioni. Noi oggi abbiamo dei dati che sono di, come diceva prima, enorme povertà, alle quali si può far fronte anche con la solidarietà e altro, però queste solidarietà e volontariato sono cose estremamente importanti, ma la dignità di una persona passa anche, guardate, diciamola così, per avere la giusta pensione, la giusta retribuzione rispetto a quella che è l'attività lavorativa che si fa e l'attività lavorativa che si era fatto nel passato. Se non risolviamo questo problema, la povertà aumenta, e all'interno delle famiglie dove aumenta la povertà, chi paga di più il prezzo sono i figli ancora piccoli che non fanno attività sportiva. E anche diversamente giovani, Framba, perché io anche ieri ho sentito il terrore di non riuscire a riscaldarsi, di pagare la bolletta per il riscaldamento. Per fortuna lassù qualcuno ci ama e non è ancora tanto freddo, dico io. Volevo arrivarci, Mirella, perché i due estremi, i giovani e gli anziani, da un lato i giovani per colpa non loro, ma gli anziani sono considerati sempre di più, quello che dice Papa Francesco, degli scarti. Ha fatto benissimo a ricordarlo, perché è proprio così. Sentiamo come ci saluta il Presidente Piero Rosa Salva, ormai il tempo è terminato. Presidente Vela, Venice Marathon, prego Presidente. Ma io non posso altro che dire che da parte nostra vi è un grande impegno a portare avanti queste attività sportive, ripeto, in un'ottica non di lucro. La nostra non è una situazione di lucro, tutti noi abbiamo altri mestieri, e quindi sarà, per esempio, la Venice Marathon ha una politica anche di quote di iscrizione molto attenta, molto misurata, proprio per dire, correre la Venice Marathon costa un quarto, un quinto di correre la maratona di New York o la maratona di Berlino, per dire. È una forma anche quella di impegno, e nella consapevolezza che anche lo sport può dare un piccolo ma significativo contributo alla formazione dei giovani, al benessere delle persone, e perché no, anche nei confronti degli anziani, perché lo sport si è allungato molto come età. Quest'anno noi abbiamo avuto il record di stranieri, ma abbiamo avuto anche il record di donne, per esempio, che hanno partecipato alle nostre gare, e devo dire che da questo punto di vista specialmente il Comune di Venezia negli ultimi tempi sta facendo uno sforzo importante di impiantistica e di promozione. Grazie. Quindi noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Viva lo sport e viva questa nostra meravigliosa regione Veneto. Grazie al Presidente Vella Piero Rosa Salva, Venice Marathon, grazie a Maurizio Framba, Presidente Federconsumatori Verona, di essere stato con noi. Speriamo che le cose cambino, perché io sono molto preoccupata, Presidente Framba, perché tocco con mano quella che è la vera realtà, proprio con l'Emporio Solidale e come tante associazioni. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Insalata vegetariana. Grazie. Oggi il termine più diffuso per definire l'esclusione della carne dalle mense è vegetarianesimo, ma il termine tradizionale per indicare l'esclusione dell'alimentazione della carne e di altri cibi o bevande è astinenza. La parola latina abstinentia può equivalere al greco xerofagia, che designa una dieta che esclude carne e altri alimenti, privilegiando i cibi secchi. Eccolo qua, a posto. Sempre a disposizione. Grazie, ingredienti per 4 persone. Grazie. 3 mele verdi. Grazie, arrivederci. 2 gambi di sedano. Qualche ghiriglio di noce. Ciao Mattia, caro. 150 grammi di Emmental. Il succo di mezzo limone. Un cucchiaio di aceto di mele, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Sbucciate le mele, privatele del torsolo, tagliatele a pezzetti. Spruzzatele subito con il succo di limone affinché non anneriscano. Lavate e mondate il sedano e tagliatelo a pezzetti.
Tagliate il formaggio a cubetti. Riunite tutti gli ingredienti in una insalatiera, insieme con i gherigli grossolanamente tritati. Emulsionate l'aceto con l'olio, il sale e il pepe. Condite l'insalata. Lasciate insaporire qualche minuto e servite. E buon appetito!